La banda musicale della Marina Militare, bellissima musica, che bello con le divise, questo bianco, ma soprattutto ecco il comportamento, il portamento e soprattutto le persone a casa. Molte volte dicono: quando vedo una divisa sono più tranquillo, vorrei vedere più divise, mi sento tranquillo. Possono essere anche la polizia municipale, non è per forza che deve essere un generale cioè loro si sentono un po' tranquilli, non tutti magari, perché qualcuno magari non è d'accordo, però la divisa è un certo deterrente. O come le macchine delle forze dell'ordine nelle strade o nelle autostrade, quando che tutti va piano, che se storia. Allora ne parleremo questa mattina con Luigi Susin, responsabile regionale Dipartimento Imprese. Grazie Susin di essere qui con noi. Grazie a voi e grazie a tutti i veneti. Un politico, ma soprattutto un imprenditore. Io questa mattina vorrei capire proprio come imprenditore, siamo ormai a metà settembre, come vede la situazione, non troviamo persone che lavorano, lavori adeguati, persone competenti. Vorrei capire anche in politica se è questo in parte, perché c'è del lavoro, anche la politica è un lavoro, bisognerebbe essere competenti soprattutto in certe persone. Prego. Non dovrebbe essere un lavoro la politica, non dovrebbe essere un lavoro. Invece, caro Susin? Il fatto è che la politica è un modo, insomma, di mettersi a disposizione per le persone, è diverso, il lavoro è un'altra cosa. Ma Mirella, cosa dire, l'attività adesso delle aziende sta andando sempre avanti. Ovviamente questo governo sta cercando di raddrizzare un po' la barra per fare in modo che le imprese non siano vessate dalle tasse, perché comunque è il bazzello, oltre alla burocrazia che comunque hanno le imprese. Devo dire che soffrono un po' per quanto riguarda le maestranze, perché oggi se andiamo a prendere, vedi anche nel mio settore, idraulici non se ne trovano, pittori non si trovano, gli elettricisti non si trovano. Questo è un problema, perché una volta c'era... Falegnami non si trovano, avevamo i migliori in assoluto. No, non si trovano più queste maestranze qua, è un problema, perché ci ritroveremo fra un po' di anni che questi ruoli andranno ovviamente ricoperti, ma da chi? Da chi è che verranno ricoperti, Mirella? Perché effettivamente questo settore qua è stato abbandonato e secondo me, e lo dico anche come presidente degli idraulici di Treviso, vedo che comunque e anche su altre province e altre regioni addirittura non si riescono a fare le classi negli istituti tipo il Giorgi o il Turazza che abbiamo qua a Treviso, di classi di termoidraulica, e questo comporta comunque un grosso handicap. Perché? Perché comunque vuol dire che nel prossimo futuro non avremo più le persone da formare. Questo non è un bel segnale di sicuro. No, non è un bel segnale, credo che sia un segnale che va opportunamente guardato, perché c'è da dire che queste maestranze sono maestranze che sono necessarie e indispensabili per tutti, non solo i medici o piuttosto che tutti sono avvocati, no? Tutti, perché oggi tutti quanti vanno a studiare e vanno a fare, cercano quantomeno di fare i medici, perché dopo ci sono tutti i test di ingresso che magari sbarrano le porte anche a questi ragazzi, ma lasciamo perdere. Però ci sono tanti ragazzi che studiano, pochi che si mettono in gioco per fare questo tipo di attività. Io, sentendo anche i ragazzi che ho ospiti, sentendo anche i loro insegnanti, ai ragazzi piacerebbe una scuola che li intrigasse di più. Cioè va bene la didattica, però loro vorrebbero fare anche formazione, manualità, tanto è vero che una volta tutte le scuole avevano i laboratori. Molti laboratori sono stati chiusi, si studia, i re, le regine, i santi e madonne, tutto quello che aveva Dio, ma quando li metti a fare qualcosa non hanno più la manualità. Ma la manualità devi impararla, devi iniziare. Sì. Ecco, loro, e lo dicono, vorrebbero una scuola più intrigante su questo, tanto è vero che si inizia con determinati istituti ad aprire, a cercare di far lavorare questi, a farli diventare di creativi,
Chiaro. Ecco, non è detto che per forza uno deve fare il falegname, può fare anche qualsiasi altra cosa. L'importante è trovare la creatività di questi ragazzi, ma se non apriamo un po' di più queste scuole, cioè non si può partire ogni volta, Susina, a settembre che mancano insegnanti e i burocrati hanno cancellato i professori di ruolo, non ci sono gli insegnanti di sostegno, quando abbiamo una tecnologia che ha fatto passi da gigante. C'è qualcosa, Susina, che non funziona, non sono i ragazzi che non sono capaci, è che non sono intrigati, non riusciamo a tirar fuori la creatività e come la liberano con delle cose pazzesche, con energia negativa e non positiva, e vediamo cosa fanno le risse con queste baby gang, che forse se li impiegassimo in qualche altra maniera anche nel volontariato non sarebbe male. Prego Susi. Ma vedi, Mirella, hai ragione, è vero, però devo dire anche che noi qua, parlo della realtà di Treviso, in questo momento qua, abbiamo delle scuole che sono molto all'avanguardia su questo, nel senso, se prendiamo il Giorgi o il Turazza, istituti tecnici, o sì, anche, insomma, hanno laboratori che sono molto importanti, anche sotto forma delle tecnologie che hanno a disposizione per i ragazzi. Quindi, vedi, come dire, il fatto che io lamento è che la scuola deve fare una selezione diversa. In che modo? Nel modo che ci sia una ridistribuzione dei ragazzi in modo equa. Perché questo? Perché a Treviso abbiamo 3 classi, per dire, al Giorgi parlo, 3 classi di ragazzi, da 30 ragazzi per classe, che fanno i motoristi. Bene? Vuol dire 90 ragazzi che alla fine del quinquennio andranno a lavorare nel settore Della motoristica. Dell'automotive. E non abbiamo la classe di termoidraulica. Allora io dico al dirigente, invece di fare 3 classi di motoristi, facciamone sempre 3 ipotesi, però ne facciamo 3 da 25 piuttosto che da 30 e ne facciamo una da 15 di termoidraulica. Cioè cerchiamo di fare in modo che questi ragazzi vengano ridistribuiti. Perché? Perché alla fine del quinquennio i motoristi non sanno dove andare a lavorare perché sono talmente tanti. E voi avete bisogno di termoidraulica. E noi siamo senza. Allora io dico, cioè, bisogna fare un ragionamento in questo senso qua. Il dirigente o addirittura il provveditorato deve fare in modo che questa venga, cioè come dici tu, mi riaggancio appunto al ragionamento che si faceva. Hai ragione, è vero quello che si dice, però lo facciamo io e te? Siamo io e te che dobbiamo decidere queste cose qua? No, dovrebbero essere i preposti. Sì, ma siccome non decidono, è meglio che lo diciamo, ne parliamo, ne parliamo. Ma io lo dico sempre, ma io lo dico anche quando vado alle scuole, agli open day. Bisogna dire, parlare. Quando vado agli open day ai genitori, gli dico fategli fare il percorso termoidraulico, perché i motoristi alla fine non trovate lavoro. Abbiamo Antonio da Padova, però saluto anche Damiano Gottardello da Vigonza che si è collegato con noi, delegato opere strategiche del comune di Vigonza, poi lo sentiremo. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno Gottardello, che bello Gottardello, sempre sorridente, però devo la parola al nostro Antonio perché sennò mi cade la linea e non si può, vai Antonio. Oh, buongiorno. Buongiorno, numero 1 Antonio stamattina, Sì, guarda che ho preso 3 caffè per stare sveglio stamattina. Forte Antonio, forte. Vai Antonio. Si parlava idraulici, dottori, qui e là, ma vorrei fare una domanda ai nostri cari sapientoni governativi. Perché hanno fatto la legge che devi studiare fino a 18 anni? Ma io ho imparato a fare l'idraulico che avevo 16 anni. Ecco, vedi. Mia moglie ha imparato a lavorare nelle stilerie, aveva 14 anni. E allora tu lo prendi da quando Beethoven iniziò a suonare a 5 anni, Mozart a 5 anni. No, adesso fino a 18 anni devi studiare. Per far cosa? E dopo logicamente mi fai studiare fino a 18 anni e poi mi devo andare a fare l'idraulico. E questa è la sapienza dei nostri politici, cari politici del cavolo, Dio santo. E
Io mi ricordo che ero libero di voglio studiare, studio, poi lavoro, ma chiaramente ma è una cosa inaudita. E poi adesso cos'è che fanno? Fanno i bonus. Ho fatto il conto dei bonus. I bonus ci sono costati 100 miliardi. 200. E penso, ho fatto i conti, è costato ad ogni famiglia 330 euro al mese. Cari dei miei politici, ma perché non li dai a me 330 euro al mese che io posso andarmi anche a mettere a posto i denti? Per quale motivo tu dai i bonus per fare le baracche e io sono sdentato perché non ho il skate per curarmi i denti? Ma questa qua ma guarda, io non ho parole, non vado più avanti perché guarda, ne salteranno poi tanti. Questo qui è un vero scandalo, un governo italiano. Mi fa ridere quando dicono facciamo, faremo, no, fate dei danni. Cos'è che fate? Fate danni. È inutile che ci danno. No, ci danno dei danni e basta. Con questo metto giù perché non vado più avanti, perché sennò ne direi tante, ma lasciamo perdere. Guarda Antonio, io ti ringrazio perché guarda, lui dice proprio quello che pensa ed è giusto, però dice in maniera anche ironica, proprio ci fa sorridere, meno male Antonio, su questa valle di lacrime. Allora sentiamo come commenta Damiano Gottardello. Ecco, non so se ha sentito quello che ha detto Susi. No, sono arrivato un po' tardi perché ecco, mi manca un pezzo. Non si trovano termoidraulici, eppure dovrebbero esserci le scuole che formano, troviamo motoristi, solo motoristi, però non servono i motoristi, ne abbiamo, non si trova lavoro, mentre con la termoidraulica si potrebbe trovare e altre. Cosa sta succedendo, Gottardello? Ma sta succedendo quello che purtroppo era prevedibile un po' di anni fa, cioè nel senso che le famiglie, quando è il momento di avviare i ragazzi alla scuola, cercano di, non dico obbligarli, ma quantomeno invogliarli ad andare in un posto in cui non ci si sporca le mani. Perché? Perché non vorrai mica fare il lavoro che faceva tuo papà, l'operaio, non vorrai mica fare il lavoro che faceva tuo nonno, che faceva il meccanico, tu devi fare l'avvocato. E infatti oggi diciamo abbiamo un paese che è fatto di avvocati. Se voi andate a Roma e cercate qual è la professione più diffusa fra gli onorevoli, è l'avvocato. Questa è la verità purtroppo. E dopodiché abbiamo un altro aspetto, che le nostre scuole professionali sono veramente, ma veramente ottime. Cioè, cosa voglio dire? Che se voi prendete quelli che sono i nostri ragazzi che escono, lo sapete qual è lo lab che gli chiede soprattutto gli artigiani? Sono gli inglesi e i tedeschi. Quindi un ragazzo che ha fatto una scuola professionale e che magari riesce a mettere insieme un po' di inglese o di tedesco, riesce a guadagnare una cifra incredibile trasferendosi in quei paesi là. Allora noi oggi stiamo dando la caccia ai cervelli che vanno all'estero, ma io farei una cosa, comincerei dal trattenere in Italia quelli che sono i ragazzi che hanno una professionalità uscita dalle scuole e che vanno all'estero. Se voi chiamate il direttore generale delle scuole professionali dell'ENAIP del Veneto, Sbrissa, e gli chiedete, scusate, ma quali sono i paesi che chiedono con maggior, come si può dire, necessità e offerte i vostri ragazzi? E sentirete subito che tedeschi e inglesi, ma anche tutti gli altri paesi europei. Cioè noi abbiamo una manodopera eccezionale, non è che non ci sia, è che molto spesso va anche fuori. Questo è il punto. Sentiamo Susin come commenta le parole di Gottardello. No, dice bene Gottardello, non fa una piega quello che sta dicendo. Effettivamente noi abbiamo una manodopera altamente qualificata e che perdiamo, perché comunque stiamo perdendo, come dicevo prima. I ragazzi che li formiamo a 360 gradi dagli studi fino alla laurea, e quando sono laureati li facciamo andare all'estero, quindi investiamo sui ragazzi e dopo li regaliamo agli altri. Questo succede purtroppo tutti i giorni ed è un dramma, perché io sono stato in Germania e la Germania investe invece sui ragazzi. Hanno delle aree dismesse dal dopoguerra dove ci sono tutti i capannoni, là ci sono tutti i laureati, li danno appena si sono laureati per studiare e fare ricerca,
circa 1.800-2.000 euro a testa, e fanno ricerca per Porsche, Ferrari, anche per Ferrari, Audi, tutte le grosse macchine di case automobilistiche, e portano a casa fondi europei per i progetti che riescono a introitare. Quindi dico, cioè, si sono inventati in Germania un'attività per i giovani per farli crescere, che noi non ci stiamo neanche ragionando. Dobbiamo fare qualcosa per fare in modo che questi ragazzi che vengono fuori dalle scuole, che si laureano, che restino in Italia a lavorare. Ma per farli lavorare in Italia bisogna fargli prendere dei soldi, perché chi si laurea, che studia una vita, non va a lavorare per 1.000 euro al mese. E ha ragione. Io ho un amico con il figlio laureato ingegnere aerospaziale, si è laureato, è andato in giro in qua e in là, e gli davano 1.200 euro, e gli ha detto: papà, io non posso essere laureato con 110 lode e prendere 1.200 euro al mese. Cos'è che ha fatto? Ha fatto i curriculum per Ferrari, Porsche, Audi, è stato chiamato subito. Mirella è stato chiamato immediatamente, l'hanno chiamato alla Porsche, è andato a lavorare in Galleria del Vento alla Porsche, aveva a un certo punto, questo è un ragazzo oggi di 30 anni, lo spostavano in aereo, no? E aveva alle dipendenze sotto di lui circa 30 ragazzi come lui. Oggi cos'è che ha fatto? Non è che è rimasto là alla Porsche perché si è seduto ed è stato fermo, no, si è licenziato, si è portato via tutti i migliori che aveva con lui, ha aperto una società di ricerca, e appena aperto la società ha trovato investitori per 20 milioni di euro. Allora, quindi mettiamo il dito nella piaga, Susi. Non ci sono i ragazzi, non hanno voglia di fare determinati lavori. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Io l'altro giorno ho avuto Pirolo che si autofinanzia ed è uno dei massimi livelli con le supercar. È stato ospite mio, un giovane uomo che si è inventato, perché è un creativo, perciò fa le supercar, ma ha portato gli occhiali, ha portato quello che lui riesce a fare, e ha detto: Mirella, ma come possiamo farcela se non ci finanziano? Io mi devo autofinanziare, perché i soldi vengono tutti dirottati e vanno dati ai grandi, ai grossi nomi, tanto è vero che li ha nominati Susi. Allora, io come faccio in Italia a resistere? Vado all'estero, come avete detto voi, Certo. E sono tanto è vero che è venuto qua con la supercar, vedete che macchina, e a tutti fuori che andava a guardarla, a toccarla, cosa ha creato. Però l'ha detto chiaramente: non è che non ci siamo e come? Certo, ma non che ci siamo siamo. supportati in Italia. È come dessimo fastidio. Ma dove ci siamo? E io mi sto autofinanziando, ma gli sponsor li trovo all'estero. Tanto è vero che sulla macchina c'erano tutti sponsor che abbiamo visto, ma noi italiani, perché i soldi li diamo ai grossi nomi, che forse gli faria anche de manco perché si strapieni. Allora continuiamo a dire delle falsità. Non è vero che non ci sono i giovani. Noi abbiamo un plan Calancenigo, No, non ci abbiamo sono. un plan Calancenigo, no, quelli ci sono ancora, non c'è che ne sia ancora, per fortuna. dopo ti dico Basta una vedere cosa, le start-up che abbiamo. Ecco, quelli che ci sono, cerchiamo di intrigarli, cerchiamo di supportarli, perché se continuiamo a dire non ci sono, in Italia non trovano supporto, non abbiamo soldi, che non è assolutamente vero, perché siamo pieni di soldi, non sappiamo dove vanno a finire. Quando pensiamo solo alla pista da bob, più di 100 milioni, non diteci che non ci sono soldi, vengono dirottati dove si vuole, finitela di dire non ci sono soldi. Certo che se continuiamo a dire non ci sono i giovani, non possiamo pagarli, non possiamo supportarli, non andremo da nessuna parte, perché questi giovani ci credono nel futuro. Basta vedere nella robotica, qualcosa riescono a fare.
Cosa riescono a fare se li intrighiamo? Il problema è che non gliene frega niente, non viene investito nel futuro. Allora non investiamo nei bambini, non investiamo nelle famiglie, non investiamo negli anziani. Ci dite per cortesia dove volete andare a parare, politici, parlo in generale, Sassuddin, non è che voglio colpire, no, ma non è un problema di adesso, non possiamo dare colpa alla Meloni perché non riesce, cioè è un problema che ormai si protrae da anni. O sbaglio, Gottardello? Perché lei mi sembra era in politica, vero Gottardello? Sono in politica, perché sono no, siccome io non l'ha detto, mi sono permessa di ricordarlo. Sono un esponente di Fratelli d'Italia. No, perché Gottardello bisogna dirlo. Vai, Gottardello. Allora, guarda Mirella, hai perfettamente ragione su tutto. Mi permetto di aggiungere, come si può dire, un'ulteriore pennellata alla tua descrizione. Allora, il problema, al di là dei soldi su come vengono erogati, io lo sposterei sulla modalità con cui si dà la possibilità ai giovani di lavorare. Allora, il problema è questo. Una persona che vuole fare impresa in Italia è una persona che merita una candidatura alla santità. Allora voi immaginate, perché? Perché ci sono tanti di quegli adempimenti e come tu apri un'impresa il giorno dopo cominciano le vessazioni con i controlli, perché l'Italia è un paese basato sulla burocrazia che vive alle spalle delle imprese. Allora tu pensa, un giovane che apre un'impresa, che il giorno dopo comincia ad avere quello che gli va a fare la verifica sugli scarichi, quello che gli va a fare la verifica sulle emissioni, la verifica fiscale, la verifica sul lavoro, la verifica, per carità, tutte legittime. Però, cioè, se ci fosse una normativa chiara, il problema sarebbe anche semplice. Ma in Italia abbiamo 147.000 leggi. Spiegatemi come fa un povero Cristo a essere perfettamente in regola con tutto, quando all'estero ce ne sono meno del 20% rispetto alle nostre. Allora, e questo è il primo problema. Dopodiché c'è il problema, o meglio, evidenziamo l'aspetto legato alla dimensione delle imprese che ci sono in Italia. Allora, sembra quasi che l'Europa abbia impostato una modalità per cui le imprese che sono piccole devono morire. Infatti vedete cosa sta succedendo in Italia, c'è una moria di piccole e medie imprese e quelle che non vengono, come si può dire, fatte morire vengono comprati da fondi d'assalto che ne portano via le competenze e chiaramente non è che le insegnano ai nostri giovani, se le portano via, ne usano i marchi e li utilizzano per gli aspetti commerciali della multinazionale. Giusto? Niente da dire perché è un mercato. Però anche qua credo che il ragionamento che tu facevi, i soldi ce ne sono una montagna, però i soldi sono, come si può dire, l'acceleratore di un'impostazione e di uno Stato che crea i presupposti per fare impresa. Oggi se voi mi dite in Italia un ragazzo che vuole farci spazio, al di là del fatto che possa trovare i soldi, cosa che, come si può dire, adesso si sta complicando un po', ma col PNRR io non ho mai visto un indice di spreco così elevato. Cioè nel senso si stanno buttando soldi su cose che sono assurde, non dico il nord, ma dopodiché non fatemi parlare solo perché rischio magari di avere, però pur di spendere si sta finanziando di tutto e di più. Allora, anche qua, bisogna che ci capiamo, non è che sono regalati questi soldi, le nostre famiglie dovranno darli indietro, perché il PNRR, quei 200 miliardi e più qualcosa, cioè ce n'è una parte a fondo perduto, ma il resto va restituito. Allora, se ci fosse una visione che porta a un risultato per i sistemi produttivi, piuttosto che finanziare, non dico gli indotti della festa del Nespolo, cioè, adesso per carità non è che succede questo perché i parametri del PNR sono ovviamente molto più stringenti, ma è per banalizzare un po' la situazione, quello che è per dire il problema che c'è di fondo, che non vengono fatti molto spesso investimenti infrastrutturali per creare le basi per fare impresa. Cioè oggi si sta finanziando strade, infrastrutture di tutto e di più, ma quello che secondo me nel PNRR andava finanziato soprattutto erano gli aspetti organizzativi per dare la possibilità di fare impresa ai giovani. Fermo Gottardello perché devo andare in pubblicità, discorso interessantissimo che poi apriremo una parentesi, però adesso andiamo in pubblicità.
e siamo con due fratelli d'Italia, lo dico io perché loro non l'hanno detto. Allora, in presenza Luigi Susin, responsabile regionale Dipartimento Imprese, da Vigonza Damiano Gottardello, delegato opere strategiche del comune di Vigonza, trama eccetera. Ma allora apriamo una parentesi, Susin, quello che ha detto Gottardello è vero, però è anche vero che i soldi del PNRR vengono dall'Europa. Scusate, sbaglio o noi abbiamo i nostri rappresentanti in Europa? Come fa a sapere l'Europa quando decide di mettere questi fondi che magari all'ospedale di Padova non abbiamo bisogno di sale operatorie perché ne abbiamo già tante, che forse quei soldi là andrebbero messi da un'altra parte, magari per fare vari ponti morandi o per mettere a posto le scuole o servizi alla persona che mancano? Cioè non è che l'Europa possa sapere quello che ha bisogno l'Italia, dovrebbero essere i nostri rappresentanti che sono là pagati con uno staff a dire forse noi avremo bisogno di altre cose, non di queste, e i soldi dirottarli dove abbiamo bisogno. Susi, mica sta idea qua, visto che sono là e decidono anche loro, perché non è che piove dal cielo, c'è una strategia con questi fondi che arrivano o no? Prego. Assolutamente sì, Mirella. Il fatto è che non vengono ridistribuiti, come diceva Gottardello, in modo adeguato, perché alla fine, se noi andiamo a vedere oggi la sanità del Veneto, è una sanità che ha sempre funzionato bene, però se noi chiediamo ai veneti oggi se si trovano bene nella sanità, ti dicono tutti quanti di no. Perché? Perché ci sono dei buchi, di grossi buchi, ci sono delle falle che vanno sicuramente rimesse a posto, perché fino a un po' di anni fa le cose in Veneto giravano molto meglio, e allora c'è qualcosa da capire, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Sono di Fratelli d'Italia, Mirella, sono di Fratelli d'Italia, non l'ho detto perché so che ormai qua sono di casa, mi conoscono tutti e quindi non l'ho detto, sono un dirigente di Fratelli d'Italia, orgoglioso di esserlo, perché in questo momento qua il governo sta comunque prendendo una direzione che guarda ai cittadini, alle imprese e ai lavoratori. Certo, non si possono fare le cose dalla sera alla mattina. Io sto dicendo un po' a tutti quelli che mi dicono ah, ma la Meloni non sta facendo poco, sta facendo male, qualcuno dice anche. No, non credo che stia facendo male, sta facendo l'impossibile e per vedere qualche risultato dobbiamo attendere, credo, un paio d'anni ancora. Graziella da Mestre, ciao Graziella, ben arrivata. Ciao Mirella e buongiorno ai suoi ospiti. Faccio una permessa prima, no, sempre. Tanto ben arrivata. Grazie. E non ti sei mancata per niente, almeno per me, perché con le repliche hai fatto una bellissima iniziativa. Grazie. Complimenti. Tornando dopo questo qua il corso di ragazzi, io ti dico 30 anni fa mio figlio ha finito le scuole superiori, però ci sono sempre i professori che l'ultimo anno delle medie ti davano indicazioni, no? Allora c'era tante mamme che avevano indicato il tuo professionale come tuo figlio, no? Ah, ma scherza, mio figlio le professionali, no, deve fare il liceo, deve ragioneria, tu deve fare... hai capito Mirella, che sono proprio i genitori che rovinano i ragazzi, perché mio figlio ha fatto le professionali come che mi aveva chiesto, infatti salesiani, non ha mai perso un giorno di lavoro, a 43 anni, ha 30 anni di lavoro stessa gita, per dirti, quindi sono proprio i genitori che rovinano i figli, proprio perché devono essere superiori agli altri. E i politici purtroppo ne vanno dietro, perché i politici vai in politica che là prendi soldi a palate e non combini, eccetera eccetera. Comunque grazie Mirella, sei sempre la migliore e ti ammiro tanto. Grazie, Ciao grazie Graziella, veramente grazie, vi ringrazio ancora una volta perché avete seguito tutte le repliche, tutto il mese che è stata via Mirella, però grazie di cuore, veramente abbiamo fatto degli ascolti come fosse stata presente, cioè loro ci sono. Allora Susin, Graziella dice mio figlio l'ho lasciato libero, ho seguito un po' l'indicazione dei professori e ho fatto bene, però molti genitori sbagliano perché sono loro che decidono. Cosa dice? È vero, è quello che dicevo prima. È quello che dicevo prima, perché quando io vado agli Open Day e
supplico i genitori di fargli fare un percorso di termoidraulica, come si diceva prima, in realtà dopo i ragazzi vanno a fare i motoristi. Mi riaggancio al discorso di prima. Ecco. Là dovrebbero essere proprio i genitori a indicare, a far capire, a spiegare come funziona il mondo del lavoro, che alla fine del quinquennio dopo si ritrovano in difficoltà, e tenendo conto che i motoristi che oggi studiano come studiano diciamo per niente, perché ormai tutto quanto va sull'elettronica e quindi cambia tutto. Al di là di questo sta di fatto che mancano, non solo gli idraulici, mancano gli elettricisti, manca tutta la manodopera. La manodopera manca la manualità. E voglio dire una cosa, io faccio una pubblicità, no, su una rete molto importante che mi dà ottime soddisfazioni, e mi sono inventato su questa pubblicità di mettere un banner: cerco collaboratori. Dimmi quanta gente, quante persone mi hanno chiamato. È una pubblicità che viene vista... Siamo noi! Com'è, siamo noi! Viene vista tantissimo. Quante persone mi hanno chiamato? Allora, Susi. Prova a pensare. Zero. Allora, Zero. Susi. Quindi io dico, ma non che non mi hanno chiamato per dire cioè neanche di cosa ho bisogno. Non mi Allora, ha chiamato andiamo a nessuno. vedere questo servizio e poi lo commentiamo in merito a quello che ha detto Luigi Susin, e sentiamo poi anche Damiano Gottardello. Andiamo a vedere imprese, sostituzione etnica, Giuseppe Sattalino. Andiamo a vedere. Da una parte il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, secondo cui va bloccata la sostituzione etnica in corso, riferendosi alla massiccia immigrazione sulle coste italiane, posizione questa che gli è costata la presa di distanze della Lega. Dall'altra il mondo produttivo e in particolare quello agricolo, che lancia un grido d'allarme. Nelle campagne, annuncia la Coldiretti, con l'arrivo dell'estate c'è bisogno di almeno 100.000 lavoratori a livello nazionale per colmare la mancanza di manodopera. La ministra Calderone oggi in una dichiarazione ha parlato della necessità di coprire circa 1 milione di posti di lavoro in Italia. Effettivamente, per quanto riguarda l'agricoltura, il click day del 27 marzo scorso è stato effettivamente insufficiente, perché degli 82.000 ingressi circa 44.000 erano rivolti all'agricoltura, e sono stati da subito considerati evidentemente insufficienti. La stretta sull'immigrazione e l'urgenza di assumere lavoratori sono due opposti che continuano a scontrarsi, mentre il tema dei flussi regolari di maestranze straniere non prende piede. Servono trattoristi, serricoltori, potatori, tecnici dell'agricoltura 4.0, ma anche raccoglitori di verdure, frutta, vendemmiatori. C'è bisogno di almeno altri 100.000 lavoratori nei campi già a partire da questa primavera, altrimenti le nostre imprese agricole dovrebbero e potrebbero andare in una grossa difficoltà per gestire tutte le fasi più importanti dell'agricoltura. Un prodotto agricolo su 4 sostanzialmente viene raccolto da mani straniere, quindi siamo messi sostanzialmente in questo modo. Forfioi. Allora, se parlavo col nostro Susi, in attesa di sentiamo cosa dice Gottardello, e poi sentiamo anche il nostro Gianfranco Valeri. Gottardello. Io parto dal discorso sul PNRR che hai lanciato tu prima. Il PNRR non è solo un'opportunità economica, al di là dei 230 miliardi che ha come dotazione, dei quali, ricordo, più di 40 dovrebbero essere per lo sviluppo del Sud. Al Sud il 24% dei giovani non lavora e non studia, quindi abbiamo il record europeo da questo punto di vista, quindi non è che sia una cosa così bella. Allora, il PNRR ha è una grande opportunità, perché ci costringe, se vogliamo utilizzare quei fondi entro il 2026, a raggiungere 213 traguardi e 314 obiettivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo portare quelle di cui io parlavo prima, necessarie al sistema Stato perché si possa anche lavorare. Allora, faccio un esempio. Uno dei problemi che abbiamo in Italia è che se un'impresa ha un contenzioso, si arriva non si sa quando si sa quando si parte, ma non si sa quando si arriva. Giusto per fare una comparazione, a me gli inglesi non piacciono per X motivi, ma il processo penale inglese di primo grado dura 75 giorni, in Italia 210. Se andiamo nel secondo grado, il film è infinito, dura
180, quindi in 6 mesi hai il secondo grado in Inghilterra. In Italia sapete quanto ci vuole mediamente? 880 giorni. Ma voi mi dite che un'impresa aspetta anni per sapere se un contenzioso magari su un brevetto o su qualcosa che è successo, questo è penale che dovrebbe essere più veloce, non vi dico il civile. Allora, questa è la vera sfida che sta alle spalle del PNR al di là, solo che stiamo trovando a Roma tutte le possibilità infinite per non mettere mano alle riforme, perché ci sono, come si può dire, delle rendite di posizione di tutti i tipi, dai tassisti a cui vogliamo bene, alle spiagge a cui capiamo i problemi, alla giustizia, perché anche la giustizia in questo momento è impantanata. Se noi non mettiamo mano a questo sistema è inutile pensare al futuro dei giovani in Italia, cioè, noi siamo destinati a soffrire e a estinguerci sotto il profilo lavorativo, perché le imprese piccole moriranno e arriveranno solo le grandi imprese europee. Dopodiché, se volete che apriamo una parentesi... La fermo perché abbiamo il nostro Gianfranco Valeri, perché sapete se non cade la linea come funziona la trasmissione, poi ricominceremo. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Signora Mirella, mi rivolgo al dirigente di Fratelli d'Italia. Guardi, le dico sinceramente, io ho qualche anno più di lei e questi governi, sia di sinistra sia di destra, li abbiamo già visti e rivisti. Poi quando cadono è sempre colpa dell'altro, è sempre del tizio, del caio, in proporzione a chi le spara più grosse. Ecco, io voglio e poi avete allontanato questo sistema, abbiamo allontanato l'elettorato, non va più a votare, hai visto? Noi la prima cosa che dobbiamo fare una legge elettorale, la chiami come vuole alla francese, copia e incolla del sindaco come vuole, uno si presenta con la sua faccia, praticamente con le preferenze, con tutto, e quella è una vera democrazia. Quando vengono eletti, non un popolo di raccomandati e di decidere le segreterie, chi viene eletto, chi non viene eletto, la carriera politica. Praticamente è una legge elettorale democratica. Chi vince la copia e incolla del sindaco, chi vince al primo o secondo turno, chi vince per un voto governa. Poi se governa bene, non sarà lei o gli altri che dirà colpa della Lega, l'altro dirà colpa di Forza Italia, è solo uno che vince, ha capito il discorso? E lì che torna agli esami, se è promosso bene, va al banco delle opposizioni, questa è la vera democrazia, e avvicinare la gente con le preferenze e basta, secondo me. Poi un'altra cosa, visto che è sempre dirigente dei Fratelli d'Italia, per risparmiare montagne di soldi e dare più servizi, quando faremo la riforma degli enti locali? Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie al nostro Gianfranco Valeri. Allora concludiamo il ragionamento che stava facendo Damiano Gottardello, poi passiamo a Susin. Noi paghiamo, poi parliamo anche della sanità in Veneto se volete. Allora, noi paghiamo purtroppo in Europa uno scotto in cui da tempi immemori si mandava in Europa, si usava l'Europa come il cimitero degli elefanti della politica. Quando uno aveva concluso la sua politica in Italia, andava praticamente in Europa a riposare. Allora, sapete cosa ha fatto la Francia e la Spagna quando è entrata in Europa? Ha preso il fiore dei giovani tecnici che aveva all'interno dello Stato e li ha mandati come si può dire, tecnici in Europa, e ha preso il fiore dei politici che aveva in Spagna e li ha mandati in Europa. Risultato, la Spagna si è costruita, è rinnovata e ha recuperato 50 anni perché ricordatevi c'era il franchismo in Spagna e quindi è rimasta ferma a 50 anni, l'ha recuperato in 20 anni con i fondi europei perché loro li sapevano utilizzare. Noi non riusciamo a utilizziamo meno del 40%, non del PNRR ma la media europea negli ultimi 7 anni. Abbiamo bravissimo Gottardello, bravissimo, devo correre Gottardello perché l'ora è volata, pensate è un'ora ma vola, ma hai detto una sacrosanta verità. Gottardello ha detto una ma come? La Spagna arriva a prendere questi fondi europei, anzi li spende anche tutti e rilancia, e noi siamo là fermi con i migliori geni che abbiamo, con la creatività, e non riusciamo a portare a casa i fondi europei. No, Susin, scusa, e lei è anche imprenditore oltre che politico, no, c'è qualcosa che non va o sbaglio? E ha ragione Gottardello e ha ragione Gianfranco Valeri? Ma dice bene Gottardello, cioè l'Europa è proprio il posto dove dobbiamo mettere i numeri uno
per fare in modo che comunque portino a casa dei risultati, perché alla fine oggi come oggi l'Italia recepisce dall'Europa quello che viene fatto. Quindi devo dire, se là abbiamo dei rappresentanti importanti che fanno il bene dell'Italia, in non Italia... dovrebbero essere loro che vi aiutano a portare a casa i fondi europei? No, cosa lei ti fa là con tutto lo staff che hanno? Perché hanno minimo, hanno 6-7, come tutti, perché anche tutti gli altri, ma sono persone preparatissime. Noi altri dobbiamo andare in Europa sempre trombai, noi abbiamo mandato sempre persone che non erano all'altezza della situazione, dove tutti Mirella, i grandi uffici sono a Bruxelles, sono tutti là perché là c'è la grana. Abbiamo Luisa da Verona, poi continuiamo, vai Luisa. Ti racconto una cosa. No, aspetta che c'è Luisa da Verona, vai Luisa. Buongiorno Mirella e buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno. Allora, ho sentito prima che parlavate anche dei ragazzi delle scuole. Allora, ieri sera ha fatto vedere che davanti al Politecnico di Milano stanno ancora montando le famose tende per il caro affitti. Allora, tutto vero, tutto giusto, perché gli affitti sono cari anche per le persone private. Io vorrei che mi dessero dei dati su questi ragazzi qua. Perché possibile che tutti debbano... Da quanti chilometri di distanza vengono da casa sua? Perché le università ci sono in tante città, non ci sono tutte le facoltà, si devono spostare. Vorrei sapere quanti ce ne sono che fanno i pendolari, perché una volta tutti quanti andavano all'università e quasi tutti erano pendolari. Se si spostano dal sud e vengono qua, no, ma nelle città vicine facevano i pendolari, usavano il treno, il bus, la bicicletta. Io ne ho due che l'ha fatto all'università. Ha fatto il pendolare, ha fatto ingegneria, cioè non è che sia andato a fare, eppure si è laureato. Bicicletta al mattino fino alla stazione, poi treno, poi un'altra bicicletta per arrivare all'università, tutti i giorni. Allora adesso è possibile che tutti debbano avere la casa perché devono essere vicini all'università? Vorrei sapere questi dati, quanti chilometri di distanza hanno questi ragazzi e quanti ce ne sono che fanno i pendolari, perché non sarà mica possibile che adesso tutti devono avere la casa. Grazie, buongiorno, vorrei una vostra... Grazie Luisa, qualcuno può dire Luisa i tempi cambiano, ma finché andiamo a prendere a scuola sti marmeotti anche delle volte, fino a 18 anni, portiamo fin davanti, dopo portiamo a fare ginnastica, poi li accompagniamo per tutti con sti macchinoni, cioè questi qua i pendolari chissà quando mai una parte, però organizziamo anche dei bravi Susini, diciamo. Beh, guarda... Aspetta che parla Susini, dopo do la ce ne parola sono a anche di bravi, ma effettivamente i genitori sono quelli che fanno la differenza. Bisogna educare i ragazzi in un certo modo, bisogna fargli capire che delle volte devono sbattere anche il naso per imparare, perché ovviamente per imparare sbagliando si impara. E certo è che non è sicuramente un sistema portare i ragazzi davanti alla scuola con la macchina, perché bisogna fare le code chilometriche, intasare il traffico, quello no. Io mi ricordo che si andava in bicicletta, come diceva giustamente, e ho imparato tanto anche andare in bicicletta sotto la pioggia. Vai Gottardello! Allora, posso essere d'accordo su quello che dice la signora, però esiste, come si può dire, un'offerta formativa di atenei che hanno un'eccellenza e non possiamo metterli tutti sullo stesso piano. Laurearsi in medicina a Padova non è la stessa cosa di laurearsi in medicina, con tutto rispetto, a Napoli. Qua non voglio fare il detrattore, non voglio trovare una denuncia per diffamazione, ma è un'università alle spalle 600 anni di storia. O Urbino magari, dai, mettiamo dentro anche Urbino. Mettiamo dentro anche Urbino, sì, scusate, giusto per mettere o per camisetta, ecco, giusto per andare all'estremo allora, stesso discorso vale per andare al Politecnico a Milano. Ci sono delle realtà in cui ci sono delle capacità attrattive che sono importanti. Vero comunque che purtroppo oggi l'offerta degli alloggi è molto ma molto ristretta rispetto alla potenzialità che potrebbe avere l'ESU. Allora, io credo che una delle
perché non è che non esistano delle strutture pubbliche che hanno la capacità di controbilanciare le offerte private. Allora, l'ESU, che è alle dipendenze della Regione, se fosse riformato in una certa maniera e quindi cominciassero a tagliare e a fare ordine con una modalità privatistica, sicuramente quello che fanno oggi potrebbero moltiplicarlo per 5. Questa è la verità. E un'offerta di alloggi dell'ESU, capite che andrebbe a calmierare il mercato degli alloggi privati, che sono ovviamente purtroppo legati all'offerta del mercato. E qua lo Stato potrebbe fare veramente molto, ma io parlo dell'ESU del Veneto, ma c'è l'ESU in Lombardia, ma c'è anche nella zona a Bologna, c'è in Emilia, è un po' dappertutto. Purtroppo qua allo Stato ci sono gli atenei bravissimi perché fanno veramente hanno un'eccellenza nella capacità formativa, dall'altra parte lo Stato non dà una risposta, e qua non è un problema si spostano con le macchine o non si spostano con le macchine, cioè chi va a studiare e porta dei risultati, non dobbiamo penalizzarlo perché magari non ha la capacità di reddito rispetto a qualche altro che può essere portato dai genitori in macchina magari fin sotto a scuola fin da quando è piccolo. Vede però Gottardello che ha ragione anche Luisa in parte, ma in parte no. Perché si doveva investire anche negli ostelli per la gioventù, non si possono solo fare alberghi di lusso e appartamenti di lusso, dobbiamo fare ostelli per la gioventù. Ostelli, dico l'ESU sono gli ostelli. Ostelli della gioventù sono praticamente quelle strutture gestite dallo Stato per gli studenti, quindi c'è ente studentesco universitario, qualcosa del genere deve essere, ma è una struttura in cui il presidente viene nominato dalla regione e serve a costruire e gestire gli ostelli e gli appartamenti per gli studenti fatti dallo Stato. Questo è il concetto. Qua bisogna mettere mano e fare una riforma radicale dell'ESU, cominciare a tagliare le inefficienze. Allora andiamo a Padova, andiamo a vedere questo servizio di Valentina Visentin, ciclabile, stazione, sedi universitarie, poi lo commentiamo e saluto gli ospiti. In bici dalla stazione all'università l'obiettivo è quello di mettere in sicurezza e di unire attraverso un percorso ciclabile alcune delle sedi universitarie più grandi che si trovano entro un raggio di 2 chilometri dalla stazione. Palazzo Maldura, il polo umanistico di via Beato Pellegrino, Palazzo Liviano e il futuro polo che a breve sorgerà nell'area dell'ex caserma Piave. Con le risorse a disposizione, quasi 700.000 euro, andiamo a migliorare le condizioni di ciclabilità. Questo significa che dove non abbiamo una ciclabile la realizziamo, dove non abbiamo lo spazio facciamo interventi di mitigazione del traffico e troviamo strategie per mettere in sicurezza le biciclette, dove abbiamo ciclabili le miglioriamo e dove abbiamo situazioni magari ibride troviamo le condizioni di sicurezza migliori. Vogliamo migliorare la sicurezza dei nostri percorsi. L'investimento di 700.000 euro fa parte di fondi di PNRR, in totale 15 milioni destinati alla realizzazione di piste ciclabili e alla loro messa in sicurezza. Padova è una città che conta già oltre 200 km di ciclabili e il bacino di utenti è vario. Si stima che a percorrere il nuovo tragitto siano migliaia di studenti, oltre 3.000 quelli che frequentano le aule studio dei poli universitari che si trovano nel percorso. È più del 20% il numero di spostamenti complessivo di biciclette che si muove nella nostra città rispetto al volume complessivo degli spostamenti. Vogliamo aumentare questa percentuale e vogliamo che viaggi più in sicurezza. I lavori sono già iniziati, in questi giorni dureranno circa 4 mesi, attraverseranno via Codalunga, via Dante fino a via Orsini, passando anche dalla Prandina. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Mi penso che sul discorso dell'autonomia personalmente mi sarebbe contento che in questo giro arrivasse anche solo le materie che può aiutare chi lavora e chi dà lavoro. Uno può dire, ma se parole un po' teoriche queste qua. No, perché quando prima il signor Susin, ospite di studio, parlava e descriveva gli istituti professionali che c'è a Treviso e spiegava come aiutare queste scuole a rendere più agevole l'insegnamento, a stimolare gli studenti a iscriversi anche ad altre materie, io pensavo abbinare queste idee al potere maggiore che ha l'attuale assessore Donassà, per dire, ma poi come era il nome, altro che potrebbe aiutare avendo più soldi, più personale a disposizione, più tutto, potrebbe aiutare
a creare un sistema più ampio, maggiore, più efficace di insegnamento delle scuole professionali, e quindi questo qua sarebbe aiutare chi lavora, cioè i giovani che imparano una professione e può lavorare, anche paga bene, e chi che dà lavoro, cioè i datori di lavoro e poi le aziende che può trovare persone da assumere. Cioè, voglio dire, dare potere alle regioni, se le regioni, se il territorio vuol fare, altro che può essere utile per migliorare le cose. E qua farò una domanda all'ospite di studio, il signor Susin. Poco fa il signor Gottardello parlava di Roma in riferimento a certe riforme e diceva che Roma blocca tutto. Mi pare che sia abbastanza vero. Allora io chiedo cosa pensa lui del fatto che in effetti è vero o è quasi vero che qua in Italia l'unica speranza a volte di vedere che certe cose possa essere fatte è solo quello che venga affidato appunto le competenze alle regioni e ai territori che queste cose le vuol fare, perché se no Roma non fa nulla. E questo è dedicato a quelle persone che vuol dire diminuire il numero di materie da assegnare alle regioni, che sia il Veneto, l'Emilia Romagna o Lombardia, poco cambia, se la società è in gamba le cose le fa, e anche quelle persone che vuol dire aumentare il potere del centro su dare o revocare queste materie. Cioè, e chiudo, l'idea è che adesso Roma, anche con la presenza di Giorgia Meloni, che è una persona in gamba, ma Roma è presentissima, per un bel po' di anni, se qua in Italia si vuole che certe riforme vengano quantomeno avviate, bisogna che passa attraverso l'autonomia ai territori che vuol fare. Se dopo lentamente anche la capitale diventa una capitale efficace, efficiente e moderna, va bene, e il discorso può cambiare. Grazie, ciao, buongiorno. Grazie Vladimiro da Rovigo, prego Susin. Vladimiro ha detto bene. Allora, io sono uno di quelli che pensa che in Costituzione abbiamo le 23 materie e le 23 materie dovremmo averle tutte. Detto questo, devo dire anche una cosa in più. Sono dell'idea che comunque, al di là di quello che c'è in Costituzione, tutte le regioni dovrebbero essere autonome. Dopodiché chi è in grado di gestire e fare, bene, va avanti con la sua gestione. Chi non è in grado di gestire e fare, dà indietro delle materie e ci sarà qualcun altro. Abbiamo delle regioni che sono autonome, e sono in pieno deficit, ok? Quindi devo dire, bisognerebbe fare appunto questo, metterle tutte nello stesso piano e fare un monitor per verificare chi è in grado di gestire le cose e chi non è in grado. Detto questo, cosa devo dire a Vladimiro? Il fatto di avere la Meloni che gestisce e che sta amministrando in questo momento qua è, secondo il mio punto di vista, è una garanzia, perché comunque da come si era insediata sembrava che in Europa non la volevano vedere, che in Italia non sapeva cosa fare, che all'estero la vedessero malissimo. In realtà si è rivelato il netto contrario, perché in Europa sembra che abbia un ottimo dialogo con gli stati esteri, idem, quindi devo dire ci aspetta per il prossimo futuro sicuramente un governo che arriverà ovviamente a fine legislatura e che porterà dei risultati importanti per la nostra Italia. Allora, chiediamo a Damiano Gottardello, che è sempre uno che ha avuto il coraggio di dire sempre la verità e l'ha detto anche prima. Allora, non è che forse la Meloni non è che deve aver paura dell'opposizione che fa il suo lavoro, ma degli amici che ha in casa che sono nemici? Gottardello, c'è questo amore tra lei e Salvini e Tajani, oppure c'è qualcosa? Forse con Tajani un po' meno, ma Gottardello sorride, ma forse deve temere più che l'opposizione e i nemici in casa. Prego Gottardello. Mi sto mordendo la lingua perché con gli amici della Lega magari, secondo me, e lo vedremo con le prossime elezioni, magari
qualcosa ci sarà, come si può dire, da evidenziare. Tant'è vero che soprattutto in Veneto in questo momento c'è la grande fuga di una parte della Lega verso Tosi, che gli sta attraendo verso Forza Italia, per cui la Lega è in una fase di trasformazione abbastanza radicale e molto spesso succede che proietti all'esterno le sue tensioni interne, ma non è questo il momento, come si può dire, di fare delle valutazioni politiche. Io torno sul discorso che si faceva prima sulla potenzialità delle regioni. Allora, le regioni, da quando sono state create nel 73, hanno moltiplicato per il numero delle regioni i parlamenti europei, i parlamenti italiani, perché ogni regione ha il suo, chiamiamolo, parlamentino. Allora, parliamo del Veneto. Il Veneto spende 9 milioni di euro per i consiglieri in carica e 11 milioni di pensioni. Allora, c'è qualcosa che non torna. L'80% del bilancio della regione non sono opere pubbliche, sanità, ma è per la sanità. E la sanità vediamo come sta andando, e allora anche qua c'è qualcosa che non torna. Io credo che sia giunto il momento di fare delle riforme anche su quello che sono le regioni, nel senso di dire ok, diamo l'autonomia, e io sono d'accordo sull'autonomia delle regioni, ma regioni, e non portatemi a fare degli esempi perché poi alla fine tornerei a essere sempre il solito, come si può dire, del luogo comune, ma non ci possono essere regioni che sono costantemente in bancarotta, o regioni che addirittura non fanno manco il bilancio perché sono finanziate su quota storica. Quindi la sanità, che è sempre il punto principale su cui le regioni oggi fanno la ripartizione, non ricevono i soldi su quelli che hanno speso, ma su base storica delle spese. Ma dove volete che andiamo questo sistema qua? Fermo Gottardello, perché ho straforato, vi inviterò ancora, però molto chiaro come sempre Gottardello, anche se è diventato... La Meloni sta facendo miracoli a Roma con quello che ha a disposizione. Ho trovato un po' moderato Gottardello è in fase politica, un po' bisogna stare attenti perché fra poco ci saranno le europee. Come ci saluta Susin? Vediamo se Susin è moderato, anche Susin. Amici in casa? Io vi lascio solo con un pensiero, io dico solo questo, riagganciandomi a Gottardello, a quello che ha detto sulla sanità. Fin quando c'era Gava la sanità del Veneto andava molto bene, oggi non più. Come Ricordiamo mai? chi era Gava, perché magari qualcuno a casa non se lo ricorda. Fabio Gava? Fabio Gava era un assessore di Galan, praticamente di Forza Italia, però dico, al di là dell'aspetto politico, Gava entrava in regione alle 8 della mattina e usciva la sera alle 9. E oggi l'assessore regionale che abbiamo si comporta nello stesso modo? Pubblicità, grazie, pubblicità, buona giornata ai miei ospiti, grazie. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza l'architetto Lucio Dotto, designer, membro dell'Associazione Design Italiani. Grazie Dotto di essere qui con noi. Grazie Abbiamo anche collegata da Treviso Gigliola Scatolin, coordinatrice residenza anziani città di Treviso Isra, che l'altro giorno era caduta la linea, non riuscivamo più a collegarci. Sono delle cose importanti che ci voleva raccontare questa importante coordinatrice Scatolin. Allora partiamo subito. Buongiorno, grazie. Invece dell'architetto Dotto, allora cosa c'è che non va in questo paese? Si parlava prima con i precedenti ospiti, qualcuno diceva non abbiamo i giovani, io ho aggiunto no, li abbiamo, quelli che abbiamo cerchiamo di supportarli perché abbiamo anche dei creativi, ma dobbiamo dar loro un gioco che gli interessi, dobbiamo intrigarli con quello che a loro piace, forse non lo sanno neanche che hanno questa creatività perché nessuno va più a grattarli, certo. Le scuole professionali sono quelle che sono. Prego Dotto. Allora, giustamente tu Mirella dicevi, io sono il designer italiano numero 210, quindi pensa quanto vecchio sono. E appartengo alla seconda generazione dei designer italiani. La prima è stata quella dei Giugiaro, dei Trussardi, dei Sozzas, di Mendini. Io appartengo alla seconda generazione. E mi ritengo, forse con un po' di presunzione, uno un po' dei fondatori del design in Italia.
E ho fatto anche nel mondo, diciamo, diverse conferenze per questo tipo di sensibilizzazione. Ricordo una conferenza che feci a Dalian. Dalian è una città cinese che si trova a 1500 chilometri da Pechino, a nord-ovest di Pechino, ed è la capitale del comprensorio della moda. E lì qualche anno fa feci una conferenza sul tema di come, sui motivi per cui il sistema Italia è così creativo e molto presente, per esempio, nel settore della moda. E ricordo che in questo auditorium di questa città che organizzava questa manifestazione mi scambiarono per il mago Otelma, perché feci rispetto a una ragazza cinese che era lì, in sostanza, misurandogli l'altezza e con il modello matematico che determina tutte le proporzioni del nostro corpo, gli trovai con una formula matematica la distanza che aveva dall'ombelico al pavimento. E quando tolsi la mano dalla lavagna ci fu un tale applauso che per poco veniva giù l'auditorium. Questo. Lo fermo un secondo, Dotto, perché abbiamo Sebastiano da Abano, perché sennò cade la linea. Vai Sebastiano, è caduta la linea, adesso la riprendiamo con Sebastiano. Prego, Dotto. Sì, e quindi alla base di questa nostra, chiamiamo, capacità e visione del disegno del prodotto, c'è la nostra indole creativa da un lato, ma c'è un grande studio alla base, e quindi io consiglio ai giovani soprattutto di non sottovalutare l'aspetto dello studio e della formazione, perché è solo attraverso lo studio, la formazione, la preparazione, le capacità di comunicare. Oggi viviamo in una società globalizzata. Noi per esempio in studio, oltre al russo che parliamo con i verbi all'infinito, per dire, ma comunichiamo in altre 6 lingue, e quindi bisogna con molta umiltà mettersi a studiare. È logico che poi le capacità comunque si esprimono se alla base di tutto c'è una grandissima preparazione. Scusa. Sì, andiamo, perché sennò l'ora vola e poi non riusciamo a capire anche tutti gli ospiti, le telefonate, che è molto movimentata la trasmissione. Allora, Gigliola Cinquetti, questo che ha detto l'architetto Dotto è molto importante, questa creatività, ma questa creatività che avevano i nostri diversamente giovani, come li chiamo io, sì, che con niente riuscivano a fare delle cose meravigliose, certo, avevano pochissimi mezzi, eppure la creatività c'era. Noi vediamo veramente delle meraviglie che poi sono diventati artigiani, non saranno diventati designer, ma certo, sono diventati i migliori artigiani. E qua metto dentro i falegnami, metto dentro tutte quelle attività che facevano grande il nostro paese. Certo. Il nostro paese è diventato grande per la creatività di queste persone, certo, che non avevano neppure la quinta elementare, però avevano nel DNA questa cosa. Ma si vede ancora adesso, o sbaglio, Cinquetti? Scatolin. Scusa, Cinquetti, Scatolin. Mi piacerebbe cantare esattamente come la Cinquetti. Allora, sì, i nostri ragazzi hanno alcune grandi opportunità rispetto a quelli che sono gli anziani e i diversamente giovani, come dici tu, però hanno anche, a mio avviso, dei limiti, che è quello del bisogno, della ricerca. Cioè, noi abbiamo una generazione, che è quella del dopoguerra, che ha lottato, perché c'è poco da dire, hanno vissuto la fame, le fatiche, e poi anche la cultura contadina era la cultura contadina. C'erano delle regole su come piantare nei pianti, c'era una relazione. Non è che perché magari leggessero meno non fossero persone prive di cultura, perché la cultura, come sapete, non è l'erudizione, ma è quello che ne facciamo delle conoscenze che abbiamo, come le elaboriamo. Ecco, forse
il danno che noi genitori abbiamo fatto, mi tiro dentro anch'io, forse la generazione un po' prima, con i giovani, è di non lasciargli il bisogno, perché questo non stimola poi a fare ricerca. Io vedo che i nostri nonni, c'è il laboratorio, pittura, se non falegnameria, se non a volte ci aiutano a preparare le piante, ma c'è, indipendentemente anche dalla formazione, perché qui da noi ci sono ex operai come ex direttori di banca, ma tutti hanno ancora lo stimolo a voler fare qualcosa, perché sono cresciuti in questa, che era una necessità, un bisogno. Lo diceva Crepè i giorni scorsi: mamme, perché fate il letto ai vostri figli, no? Perché voglio vedere ordine, e questi le mamme, non è bello dircelo, però forse qualche danno l'abbiamo fatto. I ragazzi devono anche avere il bisogno di qualcosa e così stimolano la loro creatività per cercarlo. Dopo magari su alcune cose sono bravissimi, vediamo che io per esempio con la tecnologia non sono così, faccio fatica a starci dietro, e loro sono molto più abili, il futuro sarà anche tecnologia. Io confido che, come diceva l'architetto Dotto, è importantissimo leggere, è importantissimo la scuola, è importantissimo formarsi. Questo dovrà andare dal filosofo al carpentiere, perché c'è un'urgenza di lavori manuali nel nostro territorio per i giovani che è altissima, ma hanno una grande dignità anche questi lavori. E questo lo deve far capire la società. Questo non vuol dire che non devono andare a scuola, a formarsi, avere pari dignità di qualsiasi altro lavoro, ma anche i lavori manuali sono importanti. Oggi trovare un bravo idraulico, un bravo falegname, il tema di riparare, che è un tema anche ecologista, no? Sono tutti temi che forse qualche danno l'abbiamo fatto noi adulti, Mirella, ce lo dobbiamo anche dire, perché magari la preoccupazione di dare troppo ai figli ha portato questi a non essere stimolati, insomma, a fare di più. Abbiamo Sandra da Treviso, devo correre, scusate, ma funziona così. Prego Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai illustri ospiti. Allora, io volevo focalizzare velocemente l'attenzione su un fattore che purtroppo è trascurato, secondo me è il, diciamo così, il maggiore responsabile di questa carenza anche di talenti, ed è il tempo. Cioè, una volta andavano nei campi, mettevano le sementi, aspettavano, i ragazzi andavano in bottega, ci volevano 6 mesi, un anno perché uno non imparasse a non farsi male, diciamo così, con un martello piuttosto che con il fuoco, piuttosto che con altri strumenti. Quindi il tempo. Adesso stage, apprendistati, 6 mesi deve essere pronto, devi produrre, perché la produzione è importante, perché se non produci l'azienda non ha da pagarti lo stipendio, quindi velocità, tutto veloce, ed è questo secondo me che manca. Sì, i giovani hanno bisogno di avere un mestiere, hanno bisogno di lavorare, perché se si vogliono sposare e fare figli devono guadagnare, devono essere in grado di mantenersi, quindi è inutile poi dare la colpa ai ragazzi che non fanno figli, non sono nelle condizioni di farli i figli. Perché un figlio non è che si fa un figlio e non si butta lì, un figlio è una responsabilità che tu ti assumi nel momento in cui decidi di farlo, e se sei una persona seria vuoi portare a termine la responsabilità, che può essere un lavoro o in questo caso un figlio, nel migliore dei modi possibili. E i giovani adesso ci pensano, non è più come una volta che facevano 7, 8, 10 figli, poi li mandavano nei campi senza istruzione. Non so se sia giusto o sbagliato, però io la penso così. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie a te Sandra. Allora, architetto Dotto, quello che ha detto la nostra Scattolin è vero. Una volta non erano acculturati, però erano eruditi. Certo. A questo punto forse penso che sia delle volte meglio essere erudita che acculturato in certe situazioni. Creavano delle cose dal niente, ma perché? Perché c'era una comunità che li supportava, che insegnava. Era la comunità, che è una parola che sta molto a cuore al nostro architetto Dotto, che spiegherà il perché, però era così, era un popolo erudito. Prego. Ma in effetti, no, collegandomi a quello che hanno detto le signore che mi hanno preceduto, c'è stata dal punto di vista sociale una metamorfosi storica
nell'approccio alle tematiche progettuali, ma soprattutto alle tecnologie, al modo di comunicare. Oggi noi abbiamo costantemente in tasca un'enciclopedia, cioè ci colleghiamo a Wikipedia e abbiamo lo spettro di tutto quello. Mezzo secondo abbiamo la risposta. La risposta, ma giustamente, come dicevi Mirella, dovremmo riscoprire prima di tutto il senso delle parole e di quello che noi andiamo a fare. Volevo approfittare dell'ospitalità che mi state dando per invitarvi a una mostra che abbiamo inaugurato l'altro ieri sera, martedì sera. Dovremmo avere la locandina, non so se è quella che mi diceva la regia. Prego, Dotto. Ecco, in comune di Spresiano. Eccola qua, è questa? Eccola qua, sì, questa è la locandina. Questa manifestazione, secondo me, è molto molto importante proprio per la sensibilizzazione che dà anche rispetto a questo tema. Il titolo che ha questa manifestazione è appunto «La comunità che si prende cura». Proviamo ad analizzare, ed è una frase che quando l'ho letta mi ha emozionato, perché proviamo a capire che cos'è una comunità. Che cos'è una comunità? Una comunità è un insieme di persone che vivono e condividono un luogo, ma condividono anche tutta una serie di interessi politici, economici e sociali. E quindi se noi di fronte alle cose che facciamo, pensiamo adesso per esempio al fatto che viviamo nella comunità europea. Se noi pensassimo al senso di comunità anche rispetto alla comunità europea, non avremmo certo bisogno di dire ai francesi e ai tedeschi che riaprissero le frontiere rispetto agli immigrati, perché gli interessi economici, politici e sociali intorno a questo tema sono degli interessi che riguardano tutta la comunità, questo nel macro. Ma se noi andiamo nel micro, noi vediamo che esistiamo, ma abbiamo anche bisogno degli altri per esistere. Però questa comunità, architetto, noi la vediamo dove? Attenzione molto, perché prima si è parlato anche di cultura, anche cultura popolare. La vediamo nelle sagre, dove tutta la comunità partecipa, ognuno facendo quello che riesce a fare e facendo anche dei grandi eventi, mettendo all'interno tutta la sapienza, ed ecco qua che viene fuori non solo la cultura, ma anche questa comunità erudita, erudita perché ci sono gli anziani, perché ci sono i giovani, perché ci sono le famiglie, che collabora e si sta insieme. Sentiamo Scatolin cosa dice, prego. Beh, ringrazio Sandra per questo tema del tempo, perché ha introdotto un argomento su cui gli anziani possono essere dei maestri. Quando si dice vado a trovare gli anziani in RSA perché mi racconta della guerra, di cosa si faceva da piccoli, e tutto questo bene, cioè la memoria storica, ma non è solo questo. Entrare nella nostra comunità, anzi, noi che vogliamo essere parte di tutta questa comunità più ampia, tra parentesi a Spresiano siamo presenti con i nostri professionisti, è anche stare vicino all'anziano, che ti fa capire. Pensate, i giovani possono impararla questa cosa senza spiegarla, solo perché c'è un nonno, un zio anziano, ti fanno capire che il tempo, non è bello da dire, però è così e bisogna essere sinceri, è limitato, che si invecchia e che quindi il tempo va usato bene, che ogni ora non va sprecata. Questa cosa si impara avendo queste persone vicine, solo con i sentimenti, solo perché così uno quando prende la macchina non corre a 130 all'ora pensando di essere onnipotente, perché attorno a sé ha capito che la vita è un percorso, dopo finirà con l'aldilà o no, a seconda di come uno crede, però è un percorso, un passaggio. Capirlo dà un senso a quello che fai ogni giorno. Guardate che avere un anziano vicino su questa cosa è importante. E poi i passi lenti. Un anziano non è, passatemi il termine, disabile. Sta vivendo il suo tempo, che è un tempo in cui si va più piano. Ma noi abbiamo poco da imparare ad andare più piano, ha ragione Sandra.
Io quando vado in ferie, i primi 3 giorni, lavoro ancora, ho il cervello che non si ferma e mi rendo conto di questo, mi dispiace, però sono anch'io dentro la società occidentale che è un po' tutta una corsa. A volte stare fermi sembra di essere dei fannulloni, però il tempo in cui si cena con la famiglia, i cellulari, mio Dio, se riusciamo a eliminarli quando si cena, quando si ha una riunione importante, forse per me, lo dico la verità, li lascerei fuori anche dalle scuole, per non parlare di certi lavori dove bisogna essere attenti. Allora, Scatolini, è vero quello che dice, è vero quello che dice Sandra, è vero quello che dice l'architetto Dotto, quello che dobbiamo tutti fare è fare comunità. In che senso? Prima cosa, e qui devo ringraziare veramente il direttore dell'ISRA, Giorgio Pavan, il dottor Pavan, che ha capito questo tanto tempo fa, dove lui accompagna queste persone diversamente agili, come li chiamo io, diversamente giovani, come li chiamo io, e non Pavan, perché dice sono vecchio, vabbè, no, questa parola non piace, perciò continuerò a chiamarli diversamente giovani, dove li accompagna alle varie attività che si fanno nel territorio. E possono essere le mostre. Io mi ricordo quando ho fatto, qua lo dico a Scatolini ma anche all'architetto Dotto, i vestiti antichi del Settecento originali a Villa Margherita, dove c'erano anche queste persone accompagnate dai loro educatori, dagli accompagnatori, c'erano giovani, famiglie e anziani. E quando una ragazza, una diciottenne, diceva alla sua amica, vicino sempre una diversamente giovane, ma guarda che piccolo quel vestito, ma quelle erano bambine, non erano donne, erano bambine. E questa signora elegantissima l'ha guardata e ha detto, sai, non erano bambine, erano donne, ma erano magrissime e molto piccole, perché all'epoca era così. E questa ragazza ha guardato questa nonna e gli ha detto, ma davvero? Certo, era così il tempo, guarda quell'abito come è fatto, guarda quella perlina come è attaccata. Cioè era bellissimo ascoltare questo dialogo tra la giovane che non riusciva a capire questo abito, ma come faceva, e questa diversamente giovane che stava spiegando elegante, in modo veramente approfondito il perché di quell'abito, di quella misura, quello che diceva lei, dall'ombelico al pavimento c'era questo spazio. Ecco, è importante metterli assieme, è importante, li abbiamo troppo divisi, troppo messi in disparte. Apriamo i teatri al pomeriggio, dico io, apriamo questi meravigliosi anche cinema che abbiamo sempre chiusi anche al pomeriggio, dove loro possono prepararsi, uscire, perché è quello che vogliono, staccare la spina dal solito 30 anni, non è mica che stanno male, ma se sono autosufficienti lasciamoli vivere come sta facendo, e qua lo devo dire, il dottor Pavan. Prego. Allora vi racconto un aneddoto. Abbiamo esordito in questo scampolo di trasmissione parlando dei giovani e di questo loro approccio al mondo del lavoro. Ti racconto un aneddoto. Qualche anno fa, l'avevano appena inaugurato, ho visitato il Museo Egizio di Torino. E all'interno del Museo Egizio di Torino c'è la tomba, cioè quello che hanno ricostruito e ritrovato vicino al Cairo, della tomba dell'architetto Ka, che è vissuto circa 4.000 anni prima di Cristo. Immaginano che gli strumenti che io ho usato quando ho esordito dalla professione, cioè dopo la laurea in architettura e la mia professione di designer, sono molto più vicini agli strumenti che usava l'architetto Ka di quelli che usiamo oggi in ufficio nel mondo del lavoro. Quindi pensate che metamorfosi e che rivoluzione c'è stata nel mondo del lavoro e quanto i giovani alla fine sono, io penso esattamente che il figlio parte dove il padre arriva. E quindi noi l'approccio con i giovani dobbiamo averlo con questo tipo di rispetto. Immagina architetto Ka, mondo moderno. Questo vi fa riflettere su come noi, agganciandoci al mondo giovanile, possiamo migliorare anche prima di tutto noi stessi. Attraverso che cosa? Prima di tutto attraverso il lavoro di sensibilizzazione che stiamo facendo in questo momento.
Questo è agganciare il futuro e creare un futuro migliore, soprattutto coinvolgere la comunità. E coinvolgere la comunità. Poi non dimentichiamo anche rispetto alla frase che avevamo esaminato prima, comunità che si prende cura. Tu oggi, Mirella, venendo qui, hai pensato, caspita, sto andando al lavoro. Io ho pensato, sto andando a fare una trasmissione, e noi pensiamo che chi si prende cura siano i medici, gli infermieri, gli addetti alla sanità, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Noi pensiamo che siano queste le persone che si prendono cura. In realtà anche un operaio in catena di montaggio, come l'operaio che sta facendo manutenzione stradale, tutte le persone si prendono cura degli altri, e se noi mentalmente cambiassimo questo registro non sbufferemo ogni volta che facciamo una coda davanti a uno sportello o sbuffiamo perché facciamo una coda in autostrada per il lavoro di manutenzione che stanno facendo le persone. Non so, capite? Comunità da un lato che si prende cura degli altri. La propria parte. E quindi anche noi, rispetto ai giovani che cercano di affermarsi professionalmente, se pensassimo a un certo punto che noi comunità magari di anziani che ormai hanno i capelli bianchi, tu li hai di un rosso stupendo, ma io li ho, vedi di che colore li ho, pensassimo che noi attraverso la nostra comunità ci prendessimo cura dei ragazzi, alla fine cambieremo registro rispetto alle cose che andiamo a fare nella vita. Tanto è vero che si chiede di dare più servizi alle persone. Non si parla di giovani, di meno giovani, si parla di servizi alle persone. Allora andiamo a vedere questo video di Gigliola Scattolin, video RSA. Andiamo a vederlo, poi commentiamo. Buongiorno Gigliola, eccoci come promesso. Quali sono le novità che ci aspettano? Buongiorno e benvenuti, proprio puntuali. E intanto allora venite con me che vi mostro il nostro salone. Venite, proprio avanti. Ecco, questo è Piazza del Grano, il salone più grande che abbiamo qui all'Erant, e qui si svolgeranno gli eventi. Allora Gigliola, ci racconti qualcosa su questa iniziativa e quali sono gli elementi di novità? Beh, gli elementi di novità sono che non si fanno spessissimo rassegne di autori di libri all'interno di una RSA. Qui ci sono 250 residenti, molti lavoratori, gran parte del nostro tempo è dedicato alla cura di queste persone, però facciamo anche molte attività collegate con l'esterno, con le scuole, con le varie associazioni, e ci piace sentirci dentro la comunità, in particolare quella di Treviso. E quindi portiamo il nostro contributo, lo facciamo aprendo i nostri spazi, aprendo la Piazza del Grano, e qui dentro condividere emozioni, cultura, condividere storie, e quindi tre autori che ci portano tre importanti esperienze. Piazza del Grano sarà aperta a tutti voi, iscrivetevi, per noi sarà un onore, una festa avervi qui. Grazie. Complimenti a Gigliola Scattolin e a tutta questa comunità che state cercando di creare, di avvicinare, perché questa è la comunità. Certo. Ecco il senso di comunità, avvicinatevi, conoscete, apriamoci. Prego Scattolin. Come dicevi bene, questa è la filosofia del dottor Pavà e noi cerchiamo di essere all'altezza della guida. E devo dire anche, Mirella, che tu sei sempre molto disponibile con le varie attività dove ci coinvolgi. Allora, avete capito, 3 serate, 3 autori, apriamo le nostre porte. Io ho un ritorno in cuffia, non so se adesso vediamo, prego.
Allora, il primo autore è un giovane, perché ha 40 anni, è un blogger, però è un blogger a cui è nato un figlio disabile e lui parte questo libro guardandosi in faccia con sua moglie dicendo cosa ci è capitato, e poi di questo ha fatto una ricchezza e sta parlando di chi si prende cura a diversi livelli, che possa essere per disabili, per anziani. Questa sarà la prima serata. La seconda serata, Lidia Ravera, giornalista, scrittrice di fama nazionale minimo, lei ha scritto Age Pride, l'orgoglio dell'essere anziani, e parlerà del fatto che la vita non finisce perché vai in pensione e nemmeno perché compi 60 anni e hai i capelli bianchi, e quindi si resta vivi fino all'ultimo. Tutti, non si deve cedere prima. E poi il professor Trabucchi, che è un esperto della materia, insomma è un luminale a livello nazionale, lui parlerà delle demenze. Purtroppo le demenze stanno aumentando numericamente e si sta anche abbassando l'età. Noi abbiamo qui dentro persone di 50-55 anni che non erano più gestibili nelle loro case, e vi dico che sono drammi assolutamente per i familiari. Quindi anche questi però non smettono di vivere, perché a volte non ci è facile capirlo, ma appunto noi siamo animali sociali e anche tutte queste persone hanno un senso e hanno qualcosa da insegnarci, ci possono aiutare paradossalmente a vivere meglio. Io dico brevemente il numero perché magari per molti telespettatori è più facile. Si può prenotare una delle serate al 338 49 355 44. Ferma Scatolin, che ripetiamo perché ora ti prendono la penna, perché funziona così. Allora lo ripetiamo piano, prego. Per le 3 serate, allora, si può mandare un messaggio e richiedere di essere prenotati al 338 49 355 44. E se non avete scritto giusto chiamateci che noi ve lo daremo perfetto. Allora, questa è una cosa molto importante che abbiamo sentito da Gigliola Scatolin. Queste residenze sono veramente delle residenze che fanno capire che forse è venuto il momento per la comunità di capire cosa sono queste residenze, perché una volta mi ricordo benissimo non si chiamavano così, si chiamavano in termini terribili, forse diremo. Ecco, sembrava quasi che andassi nel lazzaretto quando andavi o quando sentivi questo nome. Invece un po' alla volta, proprio perché c'è qualcuno di, oltre a essere acculturato e anche erudito, ha capito che forse con questa popolazione che sta invecchiando abbiamo bisogno di questo. L'anziano è solo, ha paura, è fragile e questa fragilità la dobbiamo tutelare. Prego, architetto. Allora, sono circa 3-4 anni che sto affrontando questo argomento, realizzando anche tutto sommato dei format per migliorare la vita degli anziani. Uno di questi format è questo, si chiama Burano. Perché ho chiamato questo format Burano? Perché immaginate che la mente dell'anziano, non so se avete mai visitato l'isola di Burano in novembre. L'isola di Burano in novembre ha questo tipo più o meno questo tipo di paesaggio, vedete? Ecco, non so se riuscite ad inquadrarlo, ma questo è il paesaggio dell'isola di Burano. Burano nella nebbia. Murano della nebbia. Ma se avete notato, le case di Burano hanno dei colori stupendi, dei colori molto vivaci, una gialla con gli stipiti viola, una rossa con gli stipiti bianchi. E per che motivo? Perché il viandante e il pescatore nella laguna veneta, soprattutto nel periodo di nebbia, riusciva ad individuare la sua casa attraverso la vivacità dei colori che vedeva all'orizzonte. Allora, questo è l'embrione della ricerca. Adesso con dei colleghi, dei geriatri e dei colleghi architetti stiamo scrivendo la seconda parte
di questo manuale, che si chiama Il rifugio di Clio. È una bella storia che ti dirò più avanti, perché altrimenti non ce la facciamo. Ma per dirvi, no, che qui all'interno di questo manuale ci sono un insieme di terapie, chiamiamole forse impropriamente, delle terapie non farmacologiche per migliorare la vita degli anziani, perché noi tutti, come gli anziani del resto, abbiamo 5 finestre con le quali comunichiamo nel mondo, no? E sono le 5 finestre che fanno capo ai nostri 5 sensi. Ti faccio fare un esercizio semplicissimo, Mirella. Metti le mani così. Metti le mani così. Adesso da davanti o così? Così, anche di fronte al pubblico. Di fronte. Piega i pollici, fai così, ok? Adesso unisci le mani così, ok? Questo che hai davanti al tuo naso, vedi, questo è il plastico del tuo cervello. Questo è il plastico del tuo cervello. Adesso cosa facciamo? Facciamo come fossimo in un istituto di anatomia, facciamo la sezione di questo cervello, no? Ok? E questa è la sezione del nostro cervello, la parte frontale, la parte occipitale. E qui sotto cosa troviamo? Troviamo il sistema limbico. Tutte le informazioni che arrivano attraverso il nostro sistema neuronale vanno a finire qui nel sistema limbico, cioè all'ipotalamo, al talamo e all'amigdala, per esempio. L'amigdala è un organo che è grande quanto una mandorla e crea tutte le emozioni che ci arrivano dall'olfatto. Quindi noi, dal punto di vista, chiamiamolo così, della nostra sensibilità professionale, riusciamo a dare dei miglioramenti alla vita di queste persone agendo su queste 5 finestre con le quali loro comunicano. Noi tutto questo adesso a Spresiano, ma l'abbiamo presentato al Museo Santa Caterina di Treviso, l'abbiamo presentato, potremmo presentarlo in una trasmissione se lo ritieni opportuno, no? Certo. Noi attraverso l'arte riusciamo a creare delle sensazioni, degli stimoli che a nostro giudizio migliorano la vita. E alla fine, per dirti, l'opera d'arte, il quadro che noi presentiamo, alla fine ho registrato già al Ministero della Sanità 5 profumazioni che trasformano nel cervello umano il colore per le quali le abbiamo create. Allora, architetto Dotto, quello che però traspare sono le parole. Che parole, che nome diamo a quell'oggetto, a quella cosa, certo, ma anche al senso, sì, ai vari sensi, al corpo. Allora, se noi non usassimo più queste parole, ad esempio, architetto, poi sentiamo anche Gigliola Scatolin, ad esempio disabile, perché una volta li chiamavamo, come dico tante volte purtroppo, con nomi improponibili, che mi vergogno addirittura di riproporli, mentre io penso che stiamo parlando di persone diversamente agili, che si muovono in maniera diversa per varie patologie che hanno, ma sono delle persone che dobbiamo dare dignità. È questo che io penso. Se invece di chiamare l'anziano vecchio o anziano o diversamente giovane, chiamassimo per nome e ci rivolgessimo alla persona, ecco qua, invece sempre di dare questi aggettivi soggettivi, perché è conforme. Come si parlava prima, una volta pensate li chiamavamo mongoloidi, pensate che termini usavamo, e queste persone recepivano, molte di loro, recepivano che erano già discriminati, ma si continua, si incambia nome, ma l'oggetto rimane, la parola rimane, però la persona si è evoluta grazie anche a queste comunità, questa comunità che si parlava prima, che ha capito che deve porre attenzione a queste persone che hanno un nome, un cognome. Ecco, non è che dobbiamo per forza chiamarli drogati, diseredati, di tutto e di più, perché ognuno diamo il nome che vogliamo. No, sono persone che hanno invece un'eredità, che sono dei scrigni meravigliosi che dobbiamo salvaguardare. Abbiamo una telefonata, chi è in linea? Sebastiano, sei riuscito a prendere la linea. Ciao Sebastiano. Esatto, buongiorno, mi scusi, poco fa ma tranquillo, la batteria, quindi era un problema mio, non di voi, e chiedo scusa. Niente, io volevo intervenire sul fatto di tutti questi sbacchi che ci sono qua in Italia. Ora io dico, è normale che ci sono interessi più grandi di noi che fa comodo che queste persone vengano qua, perché finché pagano 35 euro a persona
per ospitarli in condizioni precarie, allo Stato gli conviene farli venire, perché è inutile che ci giriamo intorno, perché se si potrebbe fare i confini, chiudere i confini e chiuso basta, come hanno fatto per il Covid. Vi ricordate a noi italiani come ci trattavano? Peggio degli animali. Poi eravamo controllati negli spiaggi con gli adroni, eravamo super controllati. Ora dico, è possibile mai che una politica non riesce a contenere tutti questi sbacchi qua? Non riesce, perché ormai io ho votato Meloni e sono deluso. Ma sapete per quale motivo? Perché la Meloni ormai si è adeguato al sistema, ormai chi si adegua, o si adegua oppure si è fuori dalla politica, è inutile che ci giriamo intorno. Poi ieri ho visto un programma su Rete 4 dove facevano vedere la gente che occupava le case. Lei pensi che c'era un caso di uno che ha occupato la casa da 5 anni, ancora è lì, dove va ogni anno in vacanza. Io voglio fare un appello, cioè io sono del parere, questi proprietari di casa, ma sono addormentati. Quando ti occupano la casa tua e uno va in ferie, tu devi te la occupi automaticamente tu, perché casa è tua. Quindi come i sindaci hanno le mani legate con questi delinquenti, figurarsi se non hanno le mani legate con i padroni della casa. Cioè veramente qua stiamo diventando un paese, i delinquenti possono fare tutto quello che vogliono e le persone per bene devono subire purtroppo. Veramente siamo in un paese che veramente ci vorrebbe l'amico nostro, altro che condannarlo. La ringrazio signora Minella e mi scusi per lo sfogo. Grazie a te Sebastiano, aver sentito le riflessioni di Sebastiano. Allora Scatolin, come commentiamo, ecco si parlava prima, ecco come commenta lei, chiamare le persone per nome, dare un significato alla persona, mancano i servizi alla persona e per fortuna ci sono anche queste strutture che sono bellissime e forse un po' alla volta riusciremo a capire che non sono più le strutture di una volta e qualcuno ancora non riesce a capire. Prego. Allora, sulle parole tutto dipende anche, appunto, siamo comunità, la nostra comunità che significato dà alle parole e noi lo sappiamo in linea di massima, no? Per cui dire oggi diversamente abile, io ho un nipote cieco, quando ha sentito diversamente abile mi ha detto zia ma che cavolata è, ipocrisia, io non ci vedo e io ho detto ma guarda è solo per... come comunità valorizzare il fatto che non ci vedi ma hai sviluppato altre potenzialità. Quindi il significato che diamo alle parole, per cui un vecchio e un bambino della canzone è comunque un bel modo di dire vecchio, no? E possiamo dire anziani, possiamo dire diversamente oggi. Quando lo diciamo con amorevolezza, secondo me va bene tutto, è il sentimento che tu ci metti. Diverso è quando entra l'approccio con un anziano. Io ho vissuto in ospedale e ho vissuto qui in RSA. Mi è successo di vedere delle persone che ho richiamato che di fronte ad un anziano sconosciuto gli hanno dato del tu. Questa è una cosa che per esempio non tollero. È il signor Rossi, non è nonno. Perché a volte il fatto di trovarsi in un determinato contesto le persone, non dico con cattiveria, però gli viene spontaneo è nonno. Ricoverato in ospedale è il signor Rossi anche se ha 90 anni, perché magari lui... Dopo è diverso se nella relazione di cura si prende confidenza e si impara. E uno dice guarda diamoci del tu, però è una scelta. Di partenza anche ai giovani io ritengo, mi capita anche a fare la spesa, che vedo persone, allora noi non siamo inglesi, abbiamo il tu e abbiamo il lei e questo è un modo diverso di porci. Quando un anziano entra in RSA e io, questo che ne so, era il primario e io lo continuerò a chiamare dottor, non lo so, dottor quello che era, perché lui è sempre stato chiamato così e questa è l'attenzione che bisogna avere. Non abbiamo di fronte sempre una storia e quindi noi dobbiamo pianino conoscere quella storia.
Chissà cosa dirà di me la dottoressa Scatolin, che io do del tu a tutti, mamma mia, chissà cosa dirà a me, che invece il tu mi viene così spontaneo, mamma mi viene è incredibile. Allora sentiamo invece cosa ne pensa il dottor l'architetto Dotto di quello che ha detto Scatolin. Sono cose importanti. Sì, ma difatti noi abbiamo esordito in questa trasmissione cercando di dare il giusto senso alle parole, la comunità che si prende cura. Naturalmente, a proposito di parole, sentendo anche la telefonata del signore che ha chiamato, di Sebastiano, sono problemi che hanno una complessità straordinaria. Cioè, voi pensate che, per esempio, tutto il nostro sistema, lui parlava di leggi, di diritti, eccetera, tutto il sistema legislativo nostro è concepito con un diritto derogatorio. Che cos'è il diritto derogatorio rispetto a un diritto anglosassone, per esempio? La norma di stampo anglosassone è più o meno questa. Da domani mattina tutti i signori che hanno compiuto 60 anni devono uscire col cappello. Signori e signore che hanno compiuto i 60 anni devono uscire col cappello. Allora tu, Mirella, guardi la carta d'identità, sei a Londra, guardi la carta d'identità e dici: ah, oggi ho compiuto 60 anni. Vai in un negozio, puff, ti metti il cappello. La nostra norma in Italia invece è scritta in modo derogatorio, è scritta più o meno così. Tutti i signori e signore che hanno compiuto 60 anni devono uscire col cappello, però sono esonerati dall'uscire col cappello quelli che sono nati in anno bisestile, quelli che sono figli di orfani di guerra. Quelli che hanno i capelli rossi. Quelli che hanno i capelli rossi, sicché nemmeno il sanzionatore che ti vede per la strada e capisce che tu riesci a sapere se tu dovevi mettere o meno il cappello. E quindi è un problema culturale talmente complesso e che noi tutto sommato dovremmo compiere delle metamorfosi che sono metamorfosi storiche per riuscire a dare le risposte che quel signore ci ha chiesto. Abbiamo Emilio da Resana, che piacere sentirti. Ciao Emilio, come stai? Ciao Mirella e un buongiorno ai tuoi ospiti. Come vuoi, va sempre, andiamo avanti, teniamo duro, ma va sempre peggio. Comunque, niente, volevo chiedere una cosa. È stata fatta la disability card per noi disabili, però qua nelle nostre zone non è accettata da nessuna parte. Era stata fatta per avere dei sconti di questo, se vai in piscina, se vai in palestra, sulle tratte ferroviarie, sui viaggi, su questo e l'altro. Qua nemmeno sanno cos'è, né sul pubblico né sul privato. Vai a 2 ore di viaggio, vai su in Austria, l'accettano, vai in palestra, vai in piscina gratuitamente e tutto quanto. Cioè noi proprio qua non sanno neanche, è difficile vivere con 324 euro al mese, che dicono che hanno aumentato le pensioni, le nostre sono sempre là, pagandosi anche le spese di palestra, perché bisogna andare a fare riabilitazione, piscina in acqua, cioè riabilitazione in acqua perché ci vuole quella, e pagare anche certe medicine. Cioè se fanno le cose che le fanno, che servono, non che io devo partire da qua e andare a fare piscina a non so dove perché devo fare le riabilitazioni, perché qua non accettano quella carta che hanno fatto. Emilio, ti ringrazio di quello che hai detto, purtroppo è la verità, ma lo dicono anche certi sindaci: mi manca la palestra, mi manca, di sicuro non hanno la bacchetta magica, poveretti, sono quelli in prima linea, ce la stanno mettendo tutta ma non hanno neanche più la coperta in un fazzoletto. E quello che ha detto Emilio è una sacrosanta verità: si parla, ma poco si fa. Sì, c'è ecco, poco pragmatismo. Esatto, il mondo di questa ci parla tanto, Emilio, di disabilità invece di inclusività, è quello che manca, la parola inclusiva, ecco, l'inclusione. Allora vediamo anche dalla dottoressa Scatolin e vediamo anche queste immagini che ci ha mandato per capire anche cosa stanno facendo. Vediamo anche la foto eventi, ad esempio, e proprio imparare ad adoperare di più la parola inclusione. Dottoressa Scatolin, prego, vediamo qua gli eventi, prego.
Ecco, questi sono i 3 eventi, quindi il 29 settembre, il 13 ottobre e il 27 ottobre. Il tema di fase c'è la fragilità, ma la cosa più importante è che noi apriamo le porte alla cittadinanza. Per un'ora e mezza non ci dedichiamo direttamente agli anziani, ci dedichiamo a loro indirettamente, perché vogliamo dare dignità a questi luoghi. Noi siamo, e ve lo dico fuori dai denti, stufi di quello che tante volte si scrive nei giornali, perché non sono luoghi angusti, non sono luoghi tristi, non sono luoghi dove ci sono delinquenti, adesso passatemi tra virgolette. È vero che sono successe dei problemi in alcune strutture, è vero che siamo scarsi di personale, siamo in difficoltà, non riusciamo a fare tutto quello che vogliamo, ma facciamo il possibile perché questi luoghi siano belli per chi ci vive, per chi ci ha la residenza. E guardi, architetto Dotto, noi studiamo i colori come riusciamo e come possiamo, proprio perché sappiamo che giocano nelle emozioni come negli odori, ci sono proprio degli angoli sensoriali. E dall'altra parte apriamo la piazza perché vogliamo che senta la comunità di Treviso, di Sant'Abona, che noi siamo parte di questa comunità più grande e sentiamo tutti il bisogno per i nostri residenti che sia così. Quindi porte aperte, un'ora e mezza a chi vuole venirci a trovare. E ritorniamo alla parola inclusività, un'altra parola importante che si è iniziata a usare poco, qualcosa adesso, ma che è fondamentale. Allora vediamo anche l'ultima foto, come i bambini sotto il lenzuolo, la commentiamo con Gigliola Scattolin, vediamo la foto, prego. Ecco Mirella, Francesco Canadoro ha 40 anni, è un blogger, ha tantissimi follower. Io ti devo dire che non sono molto social, però ci sono molte persone che seguono attraverso i social quello che lui sta vivendo, e lui ha un figlio disabile e racconta ma semplicemente la cucina, mi alzo, l'intervento, c'è tutta questa storia che per me è un po' strana, però dobbiamo anche essere aperti, diciamo, a delle modalità più giovani, in cui racconta cosa significa essere caregiver, cioè cosa significa trovarsi padre di un figlio disabile. Scrive ieri sul suo social: tu non hai un obiettivo, tu la mattina ti alzi e sei felice perché sei vivo, perché ci sei, tu mi stai insegnando molto. Io avevo la pelle d'oca a sentire un padre dire queste cose a un figlio che non è che ha quei sogni che hanno tutti i padri, no, si laurea, che lavoro avrà, si sposerà, mi darà dei nipotini, no. Però gli sta insegnando che alzarsi la mattina ed esistere è già un dono meraviglioso. Quando ho letto questa cosa ho detto vabbè, sono felice il 29 settembre di conoscerlo personalmente. E poi parla anche della sua relazione con la moglie, perché avere delle situazioni di fragilità in casa molto spesso sconquassa la famiglia, no? E quindi l'importanza degli amici, della comunità, dei servizi che ti danno la parola. A volte il servizio non è direttamente alla persona che ha, diciamo, il disagio o la fragilità, ma è di supporto a tutta la famiglia. Grazie a Gigliola Scattolin. Devo chiudere, Scattolin, perché ho già forato come al solito. Gigliola Scattolin, coordinatrice residenza anziani di città di Treviso Isra. Allora, architetto Dotto, come ci saluta e cosa vuole dire, che messaggio vuole dare? Beh, il messaggio che voglio lasciarvi è un messaggio estremamente positivo. L'ho riscontrato parlando martedì sera con la comunità degli anziani che ha assistito all'inaugurazione della mostra Spresiano, e parlando loro di arte vedo che si edificano. Soprattutto le persone con certe disabilità, incontrando l'arte, migliorano tantissimo la loro vita. Questo è il messaggio positivo con il quale voglio lasciarvi. Pensi, architetto, che questa mattina dovevamo partire da Quarto d'Altino con 2 motonavi, proprio con residenze, con l'ISRA, con i CEOD, con gli studenti, per andare a Palazzo Ducale, dove ci aprivano tutte le porte dei musei civici gratuitamente. Grazie veramente ai presidenti e ai direttori, grazie
grazie anche all'assessore Renato Boraso che ci aspettava, ma rifaremo un'altra data perché purtroppo oggi sta venendo giù il diluvio in certe zone, ma noi ci riproviamo perché come ha detto lei sono persone che hanno tutto il diritto di godere delle bellezze, della meraviglia che abbiamo nel nostro territorio. Grazie anche all'architetto Lucio Dotto, designer e membro Associazione Design Italiani, grazie ancora a Gigliola Scattolini Isra, grazie a voi, adesso continuiamo noi, saluto gli ospiti e andiamo in pubblicità. Grazie. Vi presento altri due graditi ospiti, abbiamo in presenza Leo Bassi, manager sportivo che avete già conosciuto e vi spiegherò il perché è qui questa mattina. Abbiamo collegato da Pederoba Marco Turato, sindaco di Pederoba, secondo mandato Lega. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui con noi. Allora io partirei proprio con questo messaggio che mi ha inviato Leo Bassi per far capire che forse c'è qualcuno che deve dare delle spiegazioni. Allora mi scrive: buongiorno, prima di tutto grazie per l'invito di domani perché c'era una riunione. Penso che piuttosto che inviare un mio video sia più interessante segnalarle alcuni punti di riflessioni emersi dal convegno organizzato ieri dal Sole 24 Ore su tutti i numeri dello sport, dove vince la qualità della vita. Presento il ministro Abodi, il presidente del CONI Malagò, insieme ad altri tecnici e operatori del settore. Sono gli stessi numeri che hanno relegato Treviso al 20° posto fra le città più sportive d'Italia, facendola retrocedere di 12 posti. La politica pare essersi accorta che lo sport non è più una dimensione superflua del vivere quotidiano. Se ne è accorta ma non lo finanzia. Sui 209 miliardi di euro del PNRR solo lo 0,4% è destinato al movimento sportivo. 700 milioni totali, di cui 300 per le 25.000 scuole, di cui la metà non ha una palestra. Farebbero 12.000 euro a scuola, una cifra ridicola. Ci fermiamo qua e poi continuiamo. Allora Bassi, perché mi ha inviato questi messaggi molto inquietanti, direi, molto inquietanti, perché sono delle cifre pazzesche, poi alla fine un pugno di mosche. Prego. Sì, perché come è scritto nel messaggio, diciamo, la politica da alcuni anni si è accorta che lo sport esiste come fenomeno, non come fenomeno calcio Serie A, ma come fenomeno sociale, come fenomeno collettivo, e quindi diciamo che ci ha messo le mani sopra attraverso una serie di interventi dei quali la riforma dello sport è il più rilevante. Adesso questa ultima indagine da cui è emersa la classifica delle città più sportive d'Italia, che è la stessa appunto che ha relegato Treviso al 20° posto, ma su questo ci sarebbero tante cose da dire, è veramente preoccupante per far capire che la politica si sta impossessando e si interessa e si è impossessata dello sport, ma mette briciole per lo sport, perché se pensiamo che appunto dei 209 miliardi di euro del PNRR ne sono stati previsti lo 0,4% soltanto per lo sport, sono 700 milioni, noi abbiamo 25.000 scuole in Italia di cui la metà non hanno una palestra. Se facessimo la divisione di questi soldi per il numero delle palestre avremmo circa 10.000 euro di intervento a palestra. Mi dica lei che cosa si può fare con questo. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco Marco Turato, sindaco di Pederoba, sindaci in prima linea anche su questo. Prego sindaco. Guardi, sposo in pieno ciò che ha detto il suo ospite in merito agli investimenti che vengono fatti dallo Stato per lo sport. Diciamo che noi piccole comunità cerchiamo di arrangiarsi, in che senso? Nel senso che cerchiamo di investire in quelle strutture che abbiamo, palestre, campi da calcio, piste atletiche e quant'altro, però sicuramente non bastano i soldi che abbiamo a disposizione. È verosimilmente vero anche che la differenza la fanno sempre quei volontari che con passione cercano di animare e di riempire le strutture sportive che abbiamo all'interno dei nostri comuni. Però bisogna essere anche realisti, nel senso che la burocrazia mette molte volte in difficoltà queste realtà che, lo ripeto, sono più volte fatte da dei volontari. E ha fatto bene sindaco a dirlo, perché io lo dico, penso ogni mattina,
che se i sindaci resistono con questa coperta, che non è più una coperta, come ha detto qualcuno, ma è diventato un fazzoletto, è grazie al mondo del volontariato, a questo associazionismo che abbiamo la fortuna di avere, a queste persone che non chiedono niente in cambio, fanno comunità, aiutano la comunità e aiutano il loro sindaco a resistere, perché è un momento, guardate che è un momento drammatico. Voi sapete che è un banco solidale mercoledì, perciò ieri ne ho visto di tutti i colori. Chi avrebbe mai immaginato vedere i nostri anziani, le nostre famiglie per bene, che non hanno più la possibilità di fare la spesa perché hanno perso il lavoro, i soldi non permettono più di resistere perché gli stipendi sono bassi, questi anziani che siamo diventati grandi e belli e merito loro con 500-600 euro di pensione, questo sport anche per i ragazzi che costa, adesso paghiamo anche il calcio, c'è qualcosa che non va. Cosa dice il sindaco? Lei fa parte di un partito importante, un partito che ha il governo, devono dare risposte, un paese che è un sistema, che è il sistema che è malato, che è marcio, è il sistema, non siamo noi, perché dicono lo Stato, no, calma, lo Stato siamo noi, sindaco, il governo è un'altra cosa, ma come si fa? Abbiamo sentito dei numeri pazzeschi, cioè qui diamo i numeri, miliardi, milioni, poi alla fine un pugno di mosche, dove veramente servirebbe? Prego, sindaco. Beh, guardi, sono pienamente d'accordo con lei. Diciamo che noi in tal senso cerchiamo di aiutare queste realtà anche attraverso dei contributi spot, ma sono contributi fine a se stessi che cercano di lenire quelli che sono gli investimenti che debbano fare queste realtà associative, perché ricordiamo che per quel che riguarda, ad esempio, faccio un piccolo esempio, l'atletica, provate a pensare quante attrezzature hanno bisogno di acquistare queste associazioni, perché si parte dagli ostacoli finché si va a finire al giavellotto e tant'altro. Per cui io quello che posso dire è che se dobbiamo aprire un dibattito in merito a ciò che fa il governo in tal senso, dovremmo aprire il discorso a 360 gradi, perché la cosa è complicata sia per le associazioni sportive quanto anche per le altre associazioni che si occupano di altri temi. Allora Leo Bassi sta dicendo apriamolo il dibattito, prego. No, guardi, Bassi. Lo ha detto sempre nell'ambito di questa riunione allargata indetta dal Sole 24 Ore, ha fatto un bellissimo intervento Luca Pancalli, che è il presidente del comitato paralimpico italiano, quindi è un paritario a Giovanni Malagò. E ha detto manca proprio in Italia una percezione dell'importanza dello sport come bene pubblico. Quindi è sempre mancata una cabina di regia, continua a mancare una cabina di regia e forse i decisori dovrebbero essere aiutati dai professionisti. Mi sembra chiarissimo, io l'ho conosciuto, Pancalli è uno che dice quello che pensa, una persona eccezionale, squisita, che se grazie è proprio a lui se questo mondo di diversamente agili, come li chiamo io, per l'impegno che ci ha messo in tutti questi anni, anche queste persone hanno la loro dignità. Ecco, io sono convinta che dovremmo anche combattere con i nomi, sono convinta, parlare di inclusività, dire come Bebe Vio che dovremmo avere delle palestre inclusive, non delle palestre settoriali, dobbiamo lavorare molto in questo tema e dare la possibilità anche ai sindaci che sono nel territorio, che sono riferimento, di dare allo sport e a questi ragazzi la possibilità di forse di non fare più le baby gang, ma di orientarsi verso questo sport che è disciplina, veramente è dignità alla persona, dobbiamo avvicinarli di più, ma dobbiamo investire, Potremmo cominciare, se mi posso permettere, potremmo cominciare a risparmiare 82 milioni di euro non facendo la pista di bob di Cortina. Che lei l'aveva già detto qui. Io l'ho detto, leggo delle dichiarazioni ottimistiche da parte della Fondazione Milano Cortina, ma io non capisco per quale motivo il nostro governo continui a perdere e a non sfruttare i match point che vengono offerti dalla vicina Austria. Non capisco per quale motivo si debbano continuare a spendere, forse se si dovesse riuscire a finirla poi, 112 milioni di euro contro i 42 che vengono invece richiesti dall'Austria per la rimessa in carreggiata della pista da bob già esistente. Magari con questi 70 milioni di euro potremmo fare qualcosa. Ieri c'era, non mi ricordo su quale giornale, ho letto il perché sì alla pista del bob a Cortina e il perché no a Innsbruck, ad esempio. E quando io ho letto questi numeri ho detto non
non mi tornano i numeri, ho dato i numeri come dice lei, quando ho finito di leggere davo i numeri. Abbiamo Rinaldo da Venezia, ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Giustamente la politica adesso guarda lo sport, la politica guarda lo sport, ma quale sport? Più importante, quello dove lo sport importante, professionistico, va bene, che gira un sacco di soldi e esige un sacco di voti ma lavoro. Giustamente come dire questo signor qua, bisogna dargli ai professionisti che se ne intende, sa come spendere i soldi, capito Mirella? E dopo più potere ai sindaci del paese delle robe, sul territorio, magari anche i sindaci, dargli la possibilità di poter sviluppare e robe che gli da fare lo sport della povera gente, per non buttare più che va continua con voi. Ce ne sarà 10 su 10 milioni. Beh, e spendi tipo un po' di soldi che ti potevi fare quante robe che ti vuole. Allora sono io via dal San Camillo al Lido e devo portarmi a Trevero di carrozzera, va bene? Avere che sia un scempio, che sarà 100 persone in carrozzera, che sia un bel giardino, ma mi manca qualcosa perché bisogna dire la verità. Però di pochi da posti, da robi, per fare tutti voi, e i soldi bisogna spenderli bene, spenderli. Perché che ha veramente bisogno è quello che serve al nostro paese. A corso Rinaldo, se no sei un libro aperto, non ce la faccio ad andare avanti. Però vorrei sentire anche il sindaco Turato come commenta, ecco, come rappresentante anche politico, perché oltre ad essere sindaco rappresenta un partito importante. Ecco, cosa dice? Lei è il secondo mandato, prego sindaco Turato. Beh, io non voglio entrare in merito alle questioni che riguardano le spese che per Milano Cortina 2026, dico solo che è un'ottima occasione di vetrina per il nostro territorio e viva Dio, il bob è disciplina olimpica e di conseguenza da qualche parte questo bob devono farlo. Capisco i costi, non sono un professionista del settore, per cui non posso nemmeno mettere le pulci a quelli che sono i costi di realizzazione. Quello che mi preme ricordare però è che bisogna che ci sia un dopo soprattutto per quel che riguarda lo sfruttamento di quelle strutture che vengono realizzate in merito a questa occasione. Però, ma noi siamo campioni del mondo. Noi siamo... Sindaco, adesso Bassi risponderà, il problema è proprio quello, ma se lo pongono posti anche molti sindaci di Belluno, cioè il dopo serve, cosa serve, perché? Prego Bassi. Lo sa quanti sono i tesserati del bob in Italia? Qualcuno lo sa? Non ho idea. 26. Ah, tanti. Quindi secondo lei, allora, prima di tutto questo problema della pista da bob fa ridere perché è una questione che l'Italia lo sapeva da 4 anni, l'aggiudicazione a Milano Cortina è avvenuta 4 anni fa, quindi la pista da bob bisognava farla, se non la si fa la si trova. Questi eventi ormai internazionali di livello mondiale vengono spalmati su più territori, questa è una cosa ormai normale, l'ho detto anche l'altro giorno a una sua collega. Sono appena finiti i campionati mondiali di basket, no? Li hanno fatti in 3 paesi, nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone. Voglio dire, questo è una cosa ormai normale perché nessun paese riesce a sostenere i costi enormi che poi diventano tasse per tutti i cittadini per 10 anni. Allora, per la pista da bob, voglio dire, se non ci fosse un'alternativa io potrei capire, la devo fare, ma l'alternativa c'è, ce l'hanno offerta, ci hanno messo il match ball davanti e noi continuiamo a dire no, io il match ball non lo voglio sfruttare. Continuiamo così allora e facciamoci del male. Chi gestirà la pista da bob quando sono finiti i giochi? Non glielo dico io, nessuno. E avremo un altro disastro come il patinodromo, la pista di Spresiano. O l'Expo di Milano. La pista, io ci passo davanti, ogni volta che passo davanti vedo l'erba sempre più alta. Vede sindaco Turato, quello che sta dicendo Bassi... Noi siamo campioni del mondo della non capacità. Quello che sta dicendo Bassi ha una risposta, dopo non so se lei è d'accordo sindaco, ma lo dico io. Il problema è che in Italia si fanno queste cose perché non sono al coraggio di dirlo, mettiamo sempre la polvere sotto il tappeto, che si chiama business per qualcuno. Un grande business per qualcuno. Qualcuno si arricchirà in maniera incredibile,
sotto questa vetrina, come ha detto giustamente il sindaco Turato, perché è una vetrina che ci hanno fatto vedere che invoglia, che fa proprio emergere quello che è il turismo, che poi si vedranno i numeri, perché danno i numeri all'inizio, vorrei vedere poi i numeri alla fine reali, ma soprattutto in un momento così delicato come sta vivendo questo paese, là è il problema grande. Perché se fossimo tutti bravi, belli, buoni e pieni di tutto, per carità va bene tutto, ma io ho un banco solidale. Abbiamo le famiglie che non riescono più a sopravvivere, abbiamo i ragazzi che non hanno niente, stanno diventando delle baby gang pericolosissime. Abbiamo il presidente del CONI che qui davanti alle telecamere su questa sedia dove è seduto Bassi ha detto non ce la facciamo, siamo la regione che ha meno soldi per lo sport di tutta Italia. Allora dobbiamo guardare veramente come un buon padre di famiglia, e voi sindaci siete in prima linea e lo state facendo, che bisogna tagliare i rami secchi, che se non si può fare si deve dire di no. Perché in questo momento non sono all'altezza di fare questo, mi servono i soldi per altre cose. Questo deve fare il buon padre di famiglia, come state facendo voi, sindaco, quando dite di no a certe cose. Prego. Guardi, le faccio un piccolo esempio. A luglio siamo stati colpiti come Comune di Pedrobo da una grandinata importante. Per i beni comunali io ho subito danni per 810.000 euro. Lei pensa che io abbia avuto ristoro da qualche parte? No. E ora si può immaginare, come diceva benissimo lei, che da buon padre di famiglia deve fare una scala di priorità. In questo caso, quando ho i tetti che sono tutti rovinati delle scuole, delle palestre, i pannelli fotovoltaici, gli impianti di climatizzazione, il magazzino comunale, cioè è stata una devastazione totale. Io sono in ginocchio per quel che riguarda il bilancio comunale. Se qualcuno non mi viene incontro, io cosa faccio? Chiudo bottega? Non posso. Di conseguenza devo dare una scala di priorità. In questo caso le realtà di volontariato, perché noi creiamo le strutture, ma le strutture se non sono appoggiate a dei volontari che mandano avanti l'attività sportiva, sono cattedrali nel deserto. Ecco, e noi dobbiamo mettere in condizione queste associazioni di fare attività sportiva. Io ho un impianto di atletica, io chiedo a chiunque si metta nei panni di chi gestisce l'atletica come può farlo al giorno d'oggi senza un aiuto, ma parlo proprio economico. Ho una pista da pattinaggio, chi si potrebbe immaginare che a Pedrobo abbiamo una pista di pattinaggio? L'abbiamo fatta perché? Perché c'è una realtà di associazionismo e di volontariato che porta le ragazzine a fare pattinaggio nel comune di Pedrobo. E allora se non mettiamo in condizione queste realtà attraverso dei contributi, perché là si cade sempre, contributi economici, perché ci vogliono, è inutile stare là a girare il camperlaia. Io devo dare una priorità, ora come ora ho il problema del bilancio per quel che riguarda la grandinata che ho dovuto subire, e di conseguenza bisogna che ci sia un paracadute che non guardi solo e solamente, come diceva il suo ospite, alle Olimpiadi. Dobbiamo guardare un po' al nostro territorio. Bisogna iniziare che anche voi sindaci, che siate della Lega, di Fratelli d'Italia, del PD, non ce ne può fregare di meno, noi guardiamo i servizi che devono essere fatti nel nostro territorio, di quello che abbiamo bisogno, che sono altre le priorità. Prego Bassi. Sa quanti sono i volontari in Italia che si occupano dell'attività sportiva? 800.000. Noi, il nostro governo, che cosa vuole fare? Li vuole tassare, perché la riforma dello sport... La riforma dello sport, che è in vigore dal 1° luglio, con una serie di emendamenti, una serie di modifiche che il ministro dello sport, bravissimo devo dire, si sta cercando di trovare, li penalizza anziché premiarli. Queste persone dovrebbero essere premiate. I volontari sono quelli che tagliano l'erba del campo da calcio, aprono gli spogliatoi, portano i palloni, portano in giro i ragazzi, i ragazzini. No, lo so, dico questo perché l'ho letta l'altro giorno, la modifica, sono saltato sulla sedia. Allora adesso il volontario, che la maggior parte dei casi sono pensionati, no? Sono appassionati, pensionati o persone che dedicano il loro tempo a questa attività, e molte volte portano con i pulmini i ragazzini, li portano a casa, li portano da casa al campo di gioco. Adesso non possono, saranno tassati se escono dal comune.
Cioè, voglio dire, allora, ha capito? Cioè, questo è l'intervento che lo Stato fa. Questa è la centralizzazione e questa si chiama giuridificazione dello sport. Cioè, si vuole creare uno strumento mega burocratico per creare problemi laddove non ce n'erano. Perché non c'è niente... Sindaco, veloce perché abbiamo poco tempo e dobbiamo dire tante cose. Prego, Sindaco. E il volontario a questo punto cosa dice? Ma chi me lo fa fare? Certo, molti li perderemo. Sono già persi, qualche già società ha già chiuso, qualche società sportiva ha già chiuso. Mi dispiace perché vuol dire lasciare a casa ragazzi di 12 anni, poi magari li ritroveremo da qualche altra parte. Allora, quello che però non riusciamo a capire è la politica dove vuole andare a parare. Perché se è vero che riesce ad essere in prima linea e visibile, è come dice il sindaco Turato, è grazie anche al volontariato. Perché nelle grandi catastrofi, parliamo, i primi ad arrivare sono i volontari, la protezione civile, i ragazzi che dicono i ragazzi se ne fregano, non è vero, sono i primi a partire, credono in quello che fanno. Il problema è capire proprio l'obiettivo, perché questo paese ha il sistema che è marcio e malato. Allora vogliamo, Sindaco, capire che forse deve capire anche la Premier è una donna oltretutto con una certa sensibilità, che deve tagliare i rami secchi, che deve tagliare i burocrati che se ne vanno a casa con tantissimi soldi e poi tagliano i professori di ruolo perché hanno sbagliato a scriverlo. Ci rendiamo conto che voi sindaci siete in mano al dirigente, che se il dirigente non firma voi non andate da nessuna parte, perché sì la linea politica, però il dirigente deve firmare. Certo. Vogliamo capire che forse questo meccanismo perverso, brutale, dove ci ha tolto la preferenza, non possiamo più avere la nostra preferenza, votare chi crediamo noi, perché dalle segreterie piovono i nomi dall'alto. Questi sindaci che sono bravi vengono premiati dai cittadini che dovrebbero andare a Roma in Parlamento perché sanno di cosa ha bisogno il territorio, che se ne vanno a casa perché la politica, se non fanno parte della linea politica della segreteria, li abbandona. Cioè, sindaco, battete i pugni, perché guardate che noi siamo con voi, Prego. Io quando ne ho l'opportunità batto i pugni. Io ripeto sempre a tutti che non me l'ha ordinato il dottore di candidarmi a sindaco, lo faccio per passione, per ambizione, ma soprattutto perché voglio bene al mio paese. Questo vale anche per il volontario, che ne so, il presidente del gruppo Alpini, che lo fa per passione, perché vuole bene al suo paese. Io non voglio demandare ad altri la responsabilità di mandare avanti il mio comune. Io mi assumo la responsabilità, me la diano la responsabilità. So io cosa ha bisogno il mio paese, ma datemi una mano, almeno dal punto di vista della libertà di azione nel mio territorio. Io non ce l'ho la libertà d'azione, devo sempre rispondere a qualcuno. Meno male che l'ha detto. Grande Turato, prego. Si chiama centralizzazione di tutte le decisioni e nello sport è la stessa cosa, perché la riforma dello sport che sta colpendo duramente, colpirà sempre più duramente, a meno di modifiche integrali, è nata proprio con questo obiettivo. È nata con l'obiettivo di centralizzare, perché a Roma qualcuno si è accorto che lo sport è importante. L'ho detto prima, ma è così. Aumento del numero dei praticanti, politiche sociali importantissime, tutela della salute, inclusione sociale, incremento dei tesserati. Tutto questo mondo finalmente ha detto, ma qua noi abbiamo 30 milioni di persone in Italia che sono coinvolte direttamente o indirettamente nello sport, 7 milioni di tesserati, 5 milioni di persone vanno in palestra regolarmente almeno 2 volte alla settimana, più tutto quello che c'è intorno. Lo dico sempre, allora, la riforma dello sport l'hanno fatta già i cittadini 15 anni fa, perché lei 15 anni fa, quando usciva da casa per andare a lavorare, se vedeva una persona che correva per strada alle 8 di mattina, avrebbe chiamato 113 e detto guarda c'è un pazzo che sta correndo adesso lei si meraviglia, adesso noi ci meravigliamo se non c'è nessuno che corre per strada. Questa è la riforma culturale, sociale di cui lo Stato ha preso atto, ma lo sta finanziando, cioè non lo finanzia e lo centralizza. La centralizzazione provoca i risultati di cui sta parlando lei.
a mio modo di vedere. Prego, Sindaco. La centralizzazione in tutti i campi mi vede nemico assoluto. Quindi... Per cui già mi trovo in difficoltà ora con la linea politica che ha preso Salvini. Detto ciò, penso che sia il male maggiore la centralizzazione, dallo sport a qualsiasi altra tipologia di tema. Allora, Turato, visto che parla così scritto come piace alla Mirella, perché noi siamo una trasmissione rock, prima ho avuto ospiti della prima parte Luigi Susin e Damiano Gottardello, 2 rappresentanti di Fratelli d'Italia, dirigenti di Fratelli d'Italia. E alla mia domanda, c'è tanto feeling tra voi Fratelli d'Italia, specialmente tra la Meloni e Salvini, perché la Meloni non è che deve stare attenta all'opposizione che fa il suo dovere, ha gli nemici in casa, uno di questi è Salvini. Allora Gottardello ha sorriso ma è stato moderato e invece Susin ha detto ce la giocheremo alle prossime elezioni. Lei da che parte sta e cosa ci vuole dire? Io posso solamente dire che al giorno d'oggi, se vogliamo andare al governo a Roma, bisogna scegliere degli alleati, perché da soli non si va da nessuna parte. Se si vuole ottenere da 0 a 100 almeno 10, un alleato bisogna averlo. E in questo caso, secondo me, Fratelli d'Italia è la scelta il meno peggio di quello che offre il mercato. Perché se mi preme sottolineare, io da ragazzino a 15 anni portavo fuori i volantini della Liga Veneta e andavo a seguire Franco Rocchetta, Marilena Marin, che l'ho avuto ospite sabato. Seguivo loro e di conseguenza Fratelli d'Italia, per cui sono nato io per la passione politica, è l'esatto opposto. Però in alcuni temi ci trovano d'accordo, però il tema centrale per cui è nata la Liga Veneta e dopo è nata la Lega Nord è ben altro, non è il centralismo ma il federalismo. Allora Turato, io ho sentito il presidente Zaia che ha detto io ho vissuto gli anni gloriosi della Lega al 40%, non solo io ma anche altri partiti, poi siamo andati al 20%, poi al 3%, poi al 5%, il problema è che questa Lega non riesce ad arrivare a 2 cifre. Come mai secondo lei Turato è questa emergenza che sentono alcuni rappresentanti della Lega di questo Tosi che sta accelerando per andare a prendere queste persone dalla Lega e portarle in Forza Italia? Cosa dice? Chi passa dalla Lega, se ha avuto degli ideali quel giorno che ha fatto la tessera da militante, non capisco il motivo per cui, oppure lo capisco benissimo il motivo per cui è passato a Fratelli d'Italia, perché a quel punto gli ideali sono spariti. Io se faccio politica e se cerco di dare visibilità al mio movimento è solo per un obiettivo, l'autonomia e il federalismo. E sti saltimbanchi sinceramente li lego solo a opportunità che vengono offerte che magari nel movimento in cui stai non ci sono più. Io sono un piccolo discepolo della Liga Veneta e con gli ideali della Liga Veneta non mi iscriverò mai in un partito che dice tutto il contrario di quello che diceva la Liga Veneta a quei tempi e perciò mi rendo conto che anche Zaia rispetto alle scelte che fanno certi personaggi che hanno una storia alle spalle non indifferente si trova in difficoltà perché difenderli è impossibile, perlomeno essere coerenti con ciò che si è stati, con ciò che siamo, per ciò che saremo. Molto chiaro e la ringrazio Turato di questi esempi molto importanti che fanno capire che bisogna avere anche una linea comune, rimanere anche coerenti con la propria linea politica, visto che sono stati eletti anche dai cittadini che credevano in quella linea. Abbiamo Tamara. Ciao Tamara. Pronto? Tamara? Pronto? Eccola qua. Ciao Tamara. Ciao Mirella. Ascolta Mirella, io sono un po' arrabbiata. Meno male. Mondo. Perché, allora ti spiego, io sono una persona tanto che aiuto tanto gli altri. Perché io, guarda, ho una situazione un po' problematica, tu conosci la mia storia Mirella. Certo. Allora, io ho una mia carissima amica che per me può essere mia sorella.
e ha dei problemi grossi in famiglia veramente, e la bambina gli piace andare tanto a danza e praticamente la bambina gli piace andare a danza e non hanno la possibilità di pagare la danza praticamente perché costa troppo. Allora io l'ho accompagnata in comune, gli ho detto tu vieni con me e ti portiamo al comune e vediamo se ti aiutano. La risposta del comune, non tutti i comuni rispondono così, la risposta del comune è quella non abbiamo soldi. Allora io ho detto ascoltami Arianna, te la pago io la danza, è giusto che tua figlia faccia danza. Certo. Insomma l'altro giorno ho accompagnato, ha iniziato lunedì, ho preso la bambina e gli ho detto tu Arianna, Maddalena vieni con me con la mamma e c'è una sorpresa per te. Quando io ho preso la bambina e l'ho portata davanti alla maestra di danza, si è messa a piangere di gioia e mi ha preso sotto la mamma, mi ha detto cara la nostra Tamara che è sempre brava lei, voi non avete idea quanto sensibile è Tamara e quanto bene sta cercando di fare con quei pochi soldini che ha a disposizione. Guardate, questa è la realtà, quelli che hanno poco fanno tanto, quelli che hanno tanto non fa niente, basti. No, volevo dire una cosa, che noi poi in Italia siamo innamorati dei megaprogetti, i megaprogetti da milioni di euro sempre, che poi non si capisce mai quanto alla fine costeranno, salvo poi non finirli o lasciarli abbandonati. La maggior parte degli interventi sono piccoli interventi che i comuni potrebbero benissimo fare con pochi soldi. Faccio un esempio banalissimo ma molto attuale. A Piazza Borsa a Treviso è abbandonata e adesso ci sono le pattuglie della polizia tutti i sabati. Dal 1° dicembre al 15 febbraio di ogni anno viene montata la pista di pattinaggio, va bene? Che è sempre piena. In questo modo la piazza è attiva, la piazza è viva e non ci sono mai incidenti. Per quale motivo questa iniziativa non può essere prorogata per tutto l'anno? Montare un campo da basket in Piazza Borsa, che adesso è veramente desertica, no, e pericolosa, costa forse 10.000 euro. E non costa poco, cioè gli interventi sono piccoli certe volte, non sono sempre mega interventi, però bisogna farli e affidarsi a professionisti che se ne occupino. Sì, ma scusi, l'altro giorno l'ho letto sul giornale che è venuto fuori quello che io avevo detto qui in trasmissione, la stessa cosa identica, l'ha tirato fuori un dirigente di società e ha detto dobbiamo fare dei piccoli playground anche nelle piccole città, nei paesi, ma le città e i paesi devono fare la loro parte. Non lo deve fare solo il governo. Sì, però Bassi, mi scusi, noi abbiamo la fortuna di vivere su un territorio che ha delle strutture, indipendentemente dai centri storici, parlo anche della primissima periferia, dove potremo realizzare quello che sta dicendo lei. Ma perché si deve fare tutto ed esclusivamente dentro il centro storico? Ma perché non valorizziamo quei siti che abbiamo la fortuna di avere? Cioè io penso, non so, la Restera, scusa Sabassi, penso il Parco dello Storga, penso Villa Margherita, penso l'ippodromo, perché non dobbiamo più vedere queste strutture come strutture dedicate solo a una cosa, dobbiamo allargarci, perché non è detto che solo il centro storico deve essere completato con queste attività sportive che magari a volte creano un po' di imbarazzo all'amministrazione comunale, perché ha commercianti, cittadini che dicono ma non va bene perché non riusciamo. Ma vuol dire riempirla, vuol dire riempirla anziché tenerla vuota. Però cerchiamo di capire che possiamo spostarci anche un attimo, 5 minuti fuori dalle città, e abbiamo questi spazi immensi. Cosa dice il sindaco? Lei che è un sindaco poi di un territorio meraviglioso, come ha detto lei, ecco, territori che danno delle risposte a quelle che sono le esigenze anche dei ragazzi. Prego. Noi abbiamo la fortuna di abitare un territorio che può offrire solo dal punto di vista naturalistico opportunità sportive e abbiamo questa fortuna. Mi metto nei panni del collega Conte che deve gestire una città importante come Treviso, che non è facile, perché io dico sempre, collegandomi un po' al discorso che abbiamo fatto prima, tu puoi creare una struttura che può ospitare i ragazzi a fare della sana attività sportiva, però poi c'è il rischio che diventino cattedrali nel deserto e poi magari vai a finire a striscia la notizia devi gestire, perché hai creato un impianto sportivo
che è vuoto ed è mezzo dismesso. Ma posso dire torniamo sempre al discorso del prima. Se noi mettiamo in condizioni i volontari che hanno passione in una determinata attività di impegnarsi in tal senso, ma dobbiamo metterli in condizione. E anche le scuole di impegnarsi, il dopo scuola Turato, che non c'è, non sanno cosa fare questi ragazzi, perché costa tutto tanto. Fermo Turato, perché siamo in chiusura. Un'altra telefonata. Luciano da Desenzano del Garda, vai Luciano, veloce, sono in chiusura. Saluto Mirella, sono Berignago. Sì, un altro Luciano, Verona, ho sempre Luciano, vai. Ti saluto caramente. Volevo solamente dirti una cosa, seguo sempre la tua trasmissione perché è meravigliosa, però francamente guarda che siamo agli assi ormai e se non arrivo a dei governi fermi, guarda che ormai il nostro paese, inutile che i nostri figli non avranno più a venire, sarà un paese islamico, sarà un paese di delinquenti e basta, perché guarda che la gente sono in giro dappertutto, ormai hanno le scatole piene di questa immigrazione. Grazie Luciano, devo chiudere, se no non ce la faccio, grazie di aver chiamato, chiama prima perché sennò vedi come sono. Bassi vuole chiudere come? No, un flash su Cortina soltanto, perché su questo discorso qui ce la facciamo o non la facciamo, la pista da bob, sì, i comitati, contro. Allora, io faccio una domanda, noi siamo sicuri che tutta la popolazione di Cortina sia favorevole alle Olimpiadi? Perché io ho qualche dubbio, secondo me ci sono delle sacche di cortinesi che le Olimpiadi la vedono come un disturbo. Basta entrare a Cortina, guardi, a Cortina non c'è una scritta. Bene, mancano 2 anni praticamente ormai, 2 anni e pochi mesi alle Olimpiadi, non c'è una scritta che dica che Cortina ospiterà le Olimpiadi del 2026. Se noi andiamo di fronte al parcheggio dei pullman, ci sono ancora l'infrastruttura dei mondiali del 2021. Sono ancora lì, sono quelli vecchi, forse cercano di spacciarli per Olimpiadi, però gli unici 4 cerchi che si vedono a Cortina sono quelli all'ingresso dove c'è il grande arco, che sono però 4 cerchi, non 6, di una nota casa automobilistica. Bene? Io non ho visto nessun altro segnale, quindi questo mi pone qualche dubbio sulla recettività, sulla voglia, diciamo, della cittadinanza. In generale è un problema anche un po', secondo me, anche culturale, di entusiasmo. Io non vedo entusiasmo, non lo sento, non lo percepisco. Allora io chiudo, caro Bassi, dicendo bisognerà vedere se il business supererà il buon senso, perché di quello stiamo parlando. Grazie a Marco Turato, sindaco di Pederoba, secondo mandato Lega, grazie sindaco, grazie a Leo Bassi, manager sportivo, grazie tantissimo a voi, vi voglio bene perché sempre chiamate in tantissimi. Ciao, la posta di Mirella.